Un grande applauso veramente al professor Giovanni Vello, questo maestro meraviglioso di tromba e non solo, questa persona che sta cercando, grazie alla cultura, alla musica, di far capire l'importanza di insegnare ai ragazzi fin da piccoli, perché è là che si inizia, da piccolini. Maestro, da Tanto piccolini. Buongiorno a tutti. Buongiorno, saluto questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, ci ritroviamo, avete visto come vi ho svegliato questa mattina con queste note bellissime e dolcissime che fanno capire anche un'altra Italia, l'Italia della cultura, l'Italia dell'educazione, delle buone maniere e del rispetto, perché la vediamo poco. Io questa mattina vorrei vederla e vorrei sentire anche cosa ne pensa questa meravigliosa persona che è Giovanni Vello, che noi avremo anche a conoscere la storia, perché nasce da un'orchestra che voi conoscete, sì, che a Mirella stava molto a cuore. Purtroppo non c'è più questa orchestra, ne parleremo, maestro, questa mattina, questo dolore immenso. E colgo l'occasione per salutare ancora una volta la famiglia di Tullio Giacomini, questo grande amico di Mirella che purtroppo non c'è più, che ce l'aveva messa tutta per far capire l'importanza, questi ragazzi, tantissimi, dai 14 ai 22 anni, che davano il meglio di se stessi. Poi dite perché li troviamo poi sulle strade, capite quello che c'è. Saluto anche Andrea Dan, grazie Andrea di essere qui, Associazione Emanuela, questo uomo che da quando ha perso la figlia sta cercando di far capire l'importanza della sicurezza nelle strade. Questi giorni, in questo mese, in questo periodo, tantissimi morti, specialmente anche in motocicletta. Noi ce la stiamo mettendo tutta, Andrea in prima persona. Colgo l'occasione per salutare anche Giuseppina Cassaniti, la presidente italiana Familiari Vittime della Strada, che anche lei è stata in Parlamento. Ma io mi domando, ma alla politica interessa la sicurezza, la cultura, oppure interessa qualcos'altro? Ma se loro perdessero questi figli, come è successo a queste famiglie, perché non avevano l'airbag, io non dico che si sarebbero salvate tutte, ma forse qualcuno si sarebbe salvato. Però non abbiamo i numeri per portare avanti questo strumento così delicato e così importante che è l'airbag anche nei motociclisti. Allora grazie, vi voglio bene, permettetemi anche di salutare, perché gliel'ho promesso, voi non avete idea, in questo periodo io ho girato la gente che mi ferma, perciò saluto in questa gita bellissima che poi vi farò vedere, che ho fatto assieme ai Diversamente Giovani, questa comitiva di donne, non solo donne ma anche uomini, persone che mi hanno fermato perché guardano Sveglia Veneti. Avevo promesso loro che li avrei salutati, questa mattina li saluto. Ecco, questa comitiva di Malamocco che ho incontrato a Malamocco in questa splendida gita che ho fatto con i Diversamente Giovani. È stata un'emozione unica, ma vedrete. E saluto anche Richetto, perché poi siamo andati a Chioggia, ho fatto Malamocco, Pellestrina, siamo arrivati a Chioggia e qui ho trovato Richetto, che non conoscevo naturalmente, che mi ha fermato e anche lui ho promesso di salutarlo questa mattina. Perciò Richetto, un grande abbraccio e grazie anche per le testimonianze di affetto che mi dimostrate quando mi incontrate. Guardate, è una cosa veramente che fa capire l'importanza con le parole, con i gesti, di entrare a casa delle persone, parlare come loro vogliono sentire. Allora maestro, io vorrei proprio iniziare da lei, maestro Vello. Cos'è la cultura e specialmente la musica? Quando si inizia a capire se il ragazzo ha un certo orecchio, questa persona, io mi ricordo a scuola nel coro mi dicevano Mirella stai zitta perché ti fa stonare tutti, ecco me lo ricordo benissimo. Ecco, quando è che si riesce a capire se c'è questa diciamo disposizione per questa musica? Allora, innanzitutto sarebbe bene iniziare con i bambini piccoli, perché la formazione dell'orecchio, quindi la produzione del suono, imparare a cantare. Lei ha detto io ero stonata, no? Allora, diciamo che non esiste persona stonata, perché è proprio un'educazione alla percezione uditiva. Fin da piccini magari fargli ascoltare, ecco, un po' di musica classica, Mozart. Noi siamo oberati da questa musica martellante, per quanto bella, però molto difficile per i bambini. Quindi un bambino piccolo, noi iniziamo con i bambini a parlare con le piccole paroline, la stessa cosa della musica.
note non facili, ma facili da percepire e da ascoltare. E poi piano piano c'è lo sviluppo e poi rimane al professionista riconoscere le qualità di questo bimbo e poi condurlo. Abbiamo adesso ottimi ragazzi. Devo dire, io parlo a favore di giovani, sono bravissimi, non sono molto aiutati e purtroppo è una realtà che parleremo magari fra poco, ma sono bravissimi, studiano tantissimo, bisognerebbe valorizzarli. E poi rimane al docente, a chi li accompagna, capire i talenti, le difficoltà e le facilità e farli camminare. Purtroppo molte volte, tasto dolente, le istituzioni non sono proprio cose d'aiuto. Eppure, maestro, i segnali ci sono, basta vedere i concerti. Allora è inutile che noi critichiamo. Abbiamo concorsi mondiali di ragazzi meravigliosi. Abbiamo un italiano a Monaco che sta veramente conquistando il mondo. Eppure questi segnali ci sono, vuol dire che a loro interessa la musica, indipendentemente da che musica ascoltano. Ognuno di noi ha ascoltato la musica, i concerti, ecco, mi ricordo i famosi Beatles una volta, oh la Madonna, i capelli lunghi, c'è tutti che... Allora, adesso è un'altra epoca, è l'epoca di questi ragazzi che amano anche le canzoni forti, con parole molto forti, ma amano anche quella che è la passione, l'amore. Amano, ecco, la violenza, ecco, questa violenza. Insegnano a stare assieme, a vivere assieme, a parlare con lo stesso linguaggio e sicuramente sono tolti dalla strada perché si impegnano a suonare o far cultura. In questo frangente parliamo di musica, chiaro, si crea un nucleo, un gruppo di persone che impiegano il loro tempo non davanti ai tablet o al bar, ma a suonare, a far cultura, a parlare col loro linguaggio, come diceva lei, specifico nel 2025, però sono tolti dalle strade, è una linea perfetta per aiutare i ragazzi. Secondo lei, maestro, il dopo scuola, questi ragazzi che ho invitato anche in questa trasmissione, abbiamo sentito una cantante, una ragazza e un ragazzo cantare e suonare in maniera incredibile, giovanissimi, dove hanno anche espresso la loro, ecco, diciamo, disperazione nel non riuscire a far capire l'importanza di essere ascoltati. Certo. La musica è un veicolo determinante per loro, il canto, il suono, scrivere le canzoni. Eppure non si fa, ma perché il dopo scuola non viene orientato proprio su quello che i ragazzi vogliono? Ecco, loro vogliono suonare, cantare, ballare, divertirsi. Ecco, secondo me la cultura può interpretare tutte queste parole che ho detto, questi sentimenti. Cosa dice, maestro? Sì, assolutamente sì. Poi ogni ragazzo poi sceglierà la sua linea migliore, che come diceva lei la musica la possiamo tagliare in tanti piccoli pezzi, quindi la musica classica, la musica leggera, la musica popolare. L'importante è che questi ragazzi abbiano uno sfogo, cioè quello proprio, come dicevo prima, di condividere, vivere il momento. Quindi bisognerebbe dare adito a sti ragazzi, ascoltarli e dargli le possibilità di esprimersi. Molte volte ci sono delle barriere pazzesche, delle barriere in cui è difficile farli suonare, è difficile trovare dei luoghi, ci sono dei problemi finanziari. Bisognerebbe impegnare e investire. Secondo me l'investimento sui giovani vuol dire un'Italia migliore, un'Italia più pulita. Quindi io vedo per strada il disastro molte volte. Ci sono dei ragazzi meravigliosi che andrebbero aiutati e probabilmente potrebbe essere vincolante questo, portarli anche gli altri a camminare su questo percorso. Allora, prima di sentire anche Andrea Dam per parlare di queste terribili morti che abbiamo veramente dato dei numeri incredibili anche in questo periodo, ragazzini, ragazzi, persone, uomini, donne che non ci sono più perché non erano in sicurezza. Saluto veramente il nostro grande Rinaldo. Ciao Rinaldo, grazie, sempre il numero uno come sempre. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, ti mi è mancato tanto, ti e gli amici di Rete Veneta, tutti mi sei mancati. Sono stato 12 giorni in ospedale perché avevo un problema del cuore che sembra troppo le arterie, una roba e altra, dopo tutti gli spaghi. Però sono ancora qua, sono contento di essere qua. Guarda come che dice il maestro, bisogna vivere la degna vita, ragazzi, perché a quello che siamo domani non siamo più. Bisogna vivere in armonia, volersi bene, cercare di fare andare avanti le robe, non pensare solo alle brutte robe, pensare anche alle robe belle,
perché robe bene tante. Parliamo male dell'ospedale. Sono stato 12 anni in ospedale. Sono stato, il mio adesso un potere piccolo con tutte le attenzioni. Bravi, da infermieri a inservienti. Tutti brava gente, tutta, non parlo di, dopo se gli ospedali vanno male, è colpa della politica, non di chi fa avanti. Va bene? E dopo, anche a te che ti giri in giro, Mirella, non ti vedi che bello che sei a vivere sta vita, a contentarsi di quello che sarà, i fiori, dare un futuro ai fiori, non abbiamo tante storie, dai un futuro, anche chi impara, chi sbaglia e chi impara, ma no con le punizioni, i fiori, e quei storti che sarà sempre il vera caccolero potere mio, ma ti recuperi sempre, Mirella, e dopo si va nella tua trasmissione, e diventa tutti più buoni, perché più dei bene non si parla, non ti parli mai del male, ti parli sempre che robe vada meglio e non sei un giorno, so, conosco la tua vita, ma ti sei una persona non brava, vorrei più. Se noi faceva più le televisioni, la tua trasmissione, andai in piazza, facevo un casino della Madonna, per dirti, perché la tua è una compagnia, è proprio un insegnamento anche alle persone anziane, perché gli altri certe robe, ho saputo che sappiamo certe robe che non è neanche ai gadgettini, per dirti. Dopo ci vuole sapere la vita normale, di quello che facevo, figli di voi, ma impariamo robe guardando, diventiamo più buoni tutti, se commuoviamo, se riusciamo a commuoversi, ascoltare parole alle robe che ti visiti. Cosa vuol dire? Evviva Mirella, evviva la tua trasmissione. Bentornata e saluto tutto il pubblico di Rete Veneta. Vi auguro tanta salute a tutti e continuate sempre così, qua Mirella. E ricordate sempre che la beneficenza si può farla a gratis. Capito? Quei 5 per me non le costa niente. Caro Rinaldo, guarda, veramente mi commuovete con i vostri, veramente con le vostre parole, questi gesti di affetto che fanno capire però l'importanza di parlare semplice, di parlare chiaro, di essere vicini ai problemi della gente, di difendere gli ultimi come fa la Mirella. Può piacere, non piacere, io non devo piacere a tutti, io devo far capire l'importanza di essere, come dice Rinaldo, più buoni, ascoltare veramente quelle persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Avete sentito di quel ragazzo nel Sile, non c'è più quel ragazzo, chissà cosa aveva alle spalle quel ragazzo, chi era, se era stato ascoltato. Voi sapete che la Mirella ve lo dice sempre, dove vado io, cosa sento, cosa ascolto, la disperazione, il terrore, ecco questa situazione veramente incredibile che vivono questi ragazzi che partono per un futuro migliore. Poi li troviamo qualche volta morti, qualche volta si uccidono, qualche volta li uccidono, ma perché non c'è nessuno che voglia capire che forse bisognerebbe ascoltare di più? Io dico sempre che siamo una montagna di associazioni di volontariato, ma voi pensate che qualcuno si avvicina a noi per capire se veramente vogliamo fare squadra, aiutare, metterci assieme? A noi non è chiesto mai niente, noi assolutamente, ci fanno i bandi, non sai neanche che ci sono i bandi, chi partecipa, sono bandi da milioni. Ho sentito l'ultimo, mi sembra che stia vincendo un'associazione, una cooperativa dalla Sicilia, con tutto il rispetto che ho per carità per la Sicilia e per le cooperative, ma se dicono sempre che al nord abbiamo il più alto numero di associazioni di volontariato e poi vince una cooperativa siciliana, sembra 18 milioni di euro, perciò non bruscolini, ecco, tanto perché capite come funziona. E chi è che sa queste cose? Chi è che decide chi partecipa, chi non partecipa? Chi è che va a sapere questi bandi? Ma ti devi informare. No, io sono iscritta in regione, tu mi devi informare se ci sono i bandi in qualche maniera, perché io sono regolarmente iscritta, noi non sappiamo mai niente. Guardate che c'è veramente un disagio, un malessere nelle associazioni, stanno cercando di farli sparire, siamo controllati a vista,
noi, viene controllato il mondo del volontariato. Avete capito chi controllano il mondo del volontariato? Non avete idea cosa stiamo facendo, perché dobbiamo essere in ordine, coi pesi, coi nomi, coi numeri. E fuori cosa c'è? Chi è che forse dovrebbe essere controllato? Andrea Danchi dovrebbe controllare anche i numeri di questi morti, di questi ragazzi, di queste famiglie, anche in questo momento, nella disperazione assoluta. Tu ti stai battendo con tutto a te stesso, ma l'ascolto è duro, arrivare in Europa è difficilissimo, non fa parte dell'ordine del giorno questa cosa. Prego Andrea, cosa vuoi dire? Ma ci si arriva in Europa, è che poi non risponde. Il problema è questo, cioè l'incidentistica stradale, le vittime della strada sicuramente non portano voti. Cioè se un parlamentare, un onorevole, un europarlamentare si dovesse, oppure anche un consigliere regionale che ora ha le votazioni a novembre e si presenterebbe col santino, sì, io diminuirò gli incidenti stradali, quello non viene votato. Per cui il problema, proprio perché l'incidentistica stradale non è un problema di tutti, è un problema solamente di quel, volgarmente, che si è trovato il momento sbagliato al posto sbagliato, ma non è questo, perché affinché, soprattutto sulle moto, perché abbiamo avuto un weekend mostruosissimo, Como, mi sembra ieri, un giovane di 17 e uno di 20 anni, 2 morti contro le moto. E questo non fa neanche notizia nel Nord-Est perché è a Como. Cioè a livello nazionale arriviamo in questi weekend estivi dalle 25-30 morti sulle moto, sulle strade. Abbiamo avuto anche un amico, tanto per dire Luca Sanfior, tanto per dire anche quello, ci è rimasto un altro incidente ieri, tanto per dire un tedesco qui a Roncade. Cioè, ma ormai è diventata questa quotidianità che cosa facciamo? Andiamo avanti, non allora, si fa nulla. Io Andrea ho sentito degli amici motociclisti proprio ieri e uno mi ha detto, ma guarda Mirella che una volta ne morivano molti di più, tu non hai idea quanti morivano. Io non so se è vero o non è vero, ma chi se ne frega, ho detto, di questa frase che tu mi stai... Una volta però non c'erano gli strumenti che abbiamo la possibilità di avere adesso, non c'erano proprio, e allora, sono gli airbag, sono veramente i guardarei in sicurezza, sono tutti quei strumenti che grazie alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia sono a disposizione. Ma chi se ne frega? Tu sei ricco, lo puoi prendere, te lo puoi comprare, certo. Non lo vuoi comprare, fai a meno. Ma invece se ci fosse l'obbligatorietà, tu hai la moto, nella moto ci deve essere l'airbag, come c'è nella macchina. Ecco, secondo te cosa c'è che impedisce questo? Eppure se ne venderebbero di più, funzionerebbe anche questa automobile, questo mezzo straordinario che abbiamo per spostarci, la moto, la biciclette elettriche, monopattini, di tutto e più. Ma la sicurezza, che ce l'abbiamo, perché non viene inserita? Andrea. Perché? Perché c'è ancora quella mentalità che gli incidenti, sì, ci sono sempre stati, però io ricordo che in questi 20 anni, soprattutto la marca trevigiana, per cui sto parlando di Treviso, solo a Treviso negli anni 2000, 98-2000, 200 erano le vittime sulla strada. Ogni weekend il platano con 4 morti. Cioè, fate conto voi, da 200 ora siamo sui 40-50, significa un calo del 75-80%. Negli anni 2000 in Italia avevamo oltre 6.000 morti sulle strade, non dimentichiamo poi anche quanti feriti, i codici rossi. Ora dai 6.000 morti ci stiamo fermando sotto i 3.000, però la Commissione europea, il suo obiettivo è nel 2050 0 vittime sulla strada. Ma cosa significa 2050? Che da ora per 25 anni possiamo continuare ad avere 3.000 morti all'anno? Perché non portare a 0 finora questi incidenti mortali? Allora andiamo a vedere anche queste immagini di questi purtroppo incidenti stradali, qualcuno deve ascoltare, adesso sono in campagna elettorale tutti quanti, tante promesse e invece le promesse su quella che è la vita delle persone deve essere mantenuta, la sicurezza. Ecco, vediamo queste immagini che il nostro
bravo regista Mattia Pezzaia sta mandando questi ragazzi che non ci sono più. Ecco, tu sai cosa vuol dire, Andrea, non avere più tua figlia, tuo figlio, ecco, non vederlo più sedersi a tavola, non abbracciarlo più, non sentire quel calore che solo un figlio ti può dare. Ecco, cosa vorresti dire a quei politici che ancora fanno fatica perché i soldi devono essere dirottati in altre cose che a noi poi non se ne frega niente, ci parla solo di guerra, di armi e di morti, perché alla fine armi vuol dire morti. Tu cosa dici? Dove siete? Cioè, io negli ultimi 20 giorni, nell'ultimo mese, sto continuando a contattare questi europarlamentari. Non parlo di quale linea politica, ma visto che già sono state fatte, diciamo, delle mozioni, un paio di mozioni al Ministero, alla Commissione Trasporti, e abbiamo avuto delle risposte negative, perché hanno detto che non ci sono fondi per gli airbag, mettiamo i fondi per i carri armati, per la difesa, perché ora bisogna difendere. Io in questi 20 giorni, in questo mese di agosto, ho continuato a martellare questi europarlamentari. Non ci sono più, sono spariti. Cioè, se io ora andassi alla ricerca di alcuni consiglieri o potenziali, tanto per dire che sono sulle votazioni, diciamo, per le regionali, non ti rispondono, perché ti dicono, sì, quando io sarò eletto poi vedrò. Ma perché non ti promuovi ora come assessore e ti promuovi proprio sulla sicurezza stradale? Cioè proprio parlare di sicurezza stradale sembra quasi che politicamente fa una iella, è un qualcosa che porta male, cioè per cui è un qualcosa, diciamo, di controproducente parlare di incidenti stradali. E tanto si può fare. Io avrei già pronta ora da presentare, diciamo, direttamente a Strasburgo, direttamente a Bruxelles, tutta una parte tecnica studiata da alcune università, c'è l'Università di Bologna, c'è l'Università di Firenze, che dimostrano poi la parte pratica di come viene fatto questo airbag, in che modo, ciò che manca, diciamo, l'Europa. Però l'Europa è chiusa. Eppure l'Europa, questo Parlamento europeo è fatto da tantissime donne. Io non ho mai visto tante donne come questi ultimi periodi in politica in un Parlamento europeo importantissimo. Ma mi dite cosa state pensando, dove volete andare a parare, quali sono gli obiettivi da centrare? Ma siete mamme, siete nonne, avete dei parenti, avete dei figli, dei nipoti? Ma cosa state aspettando per mettere l'obbligatorietà anche ai motociclisti di mettere questo strumento che abbiamo, che è stato inventato, anzi ce ne sono tanti, ma costano tanto perché non se ne vendono, ma chi se ne frega dell'airbag? Ma siamo anche un po' noi, maestro, culturalmente non siamo preparati, siamo molto indietro ancora, io sento questo, ecco, non siamo all'altezza della chiusi tutti nel proprio guscio. Ma io mi collegherei un attimo con quello che ha detto. Effettivamente è vero, fino a quando la cosa non ci tocca nel personale giriamo sempre la testa, facciamo finta di niente, e la sicurezza in strada bisogna sempre calcolare che adesso io sono qua, ma quando esco da qua non lo so. Quindi la prevenzione e lavorare, quindi chi di dovere dovrebbe veramente impegnarsi per far sì che queste morti siano 0, no 1, 2, 3, 5. Quindi perfettamente sono d'accordo, ma chiaramente noi possiamo parlarne, ma chi deve farlo deve farlo. Deve agire. Deve agire assolutamente, perché le parole poi rimangono al vento e i voti hanno prevalenza molte volte sulla realtà. Però quando manca un carro, noi per esempio, come io lavoro con Samba Trombe, si chiama FVG, che però è mezzo Veneto, mezzo Friuli, sono tutti trombettisti ragazzi, ogni anno noi facciamo un concerto per le morti sulle strade, ogni anno lo facciamo a Sastino di Livenza perché il fratello di un trombettista purtroppo se n'è andato, e facciamo per questi poveri ragazzi, per varie morti, per scelte o per incidenti. E diciamo c'è una bella risposta. Anche se lei non me lo diceva, io non lo sapevo, tu sapevi di questa cosa? No, una cosa Capisci, fatta maestro? da una famiglia che ha aderito, e anzi hanno proposto e ha aderito al popolo, e bisogna stimolare, sensibilizzare questa cosa, perché come ha detto precedentemente, non si può aspettare che succeda, bisogna prevenire, come la cultura.
Senta maestro, visto che parliamo di sicurezza, quando è che si è sicuri? Ad esempio adesso lei questa mattina ha portato la tromba, io sono sicuro di farcela, ho la sicurezza che ho imparato bene e posso suonare. Quando è che ti senti anche in grado di proporti al pubblico, a queste platee meravigliose che vengono ad ascoltarti? Cosa vuol dire in quel momento, la prima volta, ecco io vorrei che lei ricordasse la prima volta quando ha visto queste persone là sedute che stavano aspettando che lei iniziasse a suonare, cosa si prova? E la sicurezza cos'è? Anche saper suonare. La sicurezza, come tutte le cose, allora, prima di tutto non c'è mai, perché quando devi esporti in qualunque settore, in questo caso, in questo ambito musicale, è la preparazione, che devo dire è mostruosa, tantissime ore di lavoro per fare 5 minuti, poi dipende cosa stai preparando. Poi c'è il gioco, che è l'impatto col pubblico, con la telecamera, con quello che devi suonare. Quindi il tuo lavoro quotidiano, ricordo sempre che spesso mi dicono ma sai, suoni e ti diverti, ok? Dietro ci sono 5 ore al giorno, tutti i giorni. Quando andiamo via con le famiglie in albergo dici ok, tu vai al mare ma io devo studiare. Quindi c'è sempre un lavoro dietro. Chiaro, da piccolino ci sono delle emozioni che sono inspiegabili, poi col tempo, come tutte le cose, come ho detto prima, impari un pochino a dominarle, però come una macchina, come una moto, come un qualsiasi cosa, ci deve essere un buon senso, la responsabilità, e quindi penso che sia una bella cosa per i giovani, perché sono emozioni, ma le emozioni le viviamo giorno per giorno, perché sono tutte diverse. Per esempio stamattina qui è diverso rispetto a ieri che ero sul palcoscenico, perché sono momenti diversi con tipologie diverse, e quindi le emozioni, come diceva un grande musicista che ho avuto la fortuna di studiare, che era un francese, diceva è il sale della vita. Se tu non hai emozioni, se tu non hai che palpitazioni, il cuore, e quello è importante perché ti fa sentire vivo, e abbiamo bisogno di essere vivi. Lo strumento sente questa emozione, vero? Lo strumento lo sente benissimo, perché per esempio nella tristezza, nella gioia, lei ha un suono diverso. Dico lei perché io la chiamo come fosse una parte è la mia famiglia, quindi io quando sono felice suono lo stesso brano in modo diverso. Però nel momento del sconforto, che ce l'abbiamo tutti, della sofferenza, lei è un'ottima amica. Il suono esce in maniera diversa. Però quando io sono triste, alla sera magari vado a casa, può succedere un imprevisto e o leggo o suono. Senta maestro, prima di sentire il secondo brano che poi lei ci presenterà, io vorrei sapere se si ricorda la prima volta che ha suonato in pubblico, dove era? Ero piccoletto, ero nel mio paese, io sono di San Donà di Piave. Abbiamo fatto un saggetto ed è stato emozionante, ma soprattutto per la famiglia, perché quando tu suoni, ecco, il pubblico più difficile è la famiglia, perché non devi deluderli, però il cuore che batte a 1000 non mangia mezzogiorno, mezzogiorno si mangia perché è la tensione nervosa, adesso mangiamo tanto. Si è più tranquilli adesso, sì, è con l'età, passato. dice, però da piccolino quelle emozioni così forti. Ascoltavo un giorno un atleta diceva da piccolo non riuscivo neanche a respirare, ora mangio tanto, prima di correre non mi interessa, perché impari un pochino a dominare un po' questa tensione, e ripeto, la tensione c'è sempre, ma penso che ci sia ovunque, ogni volta che tu ti esponi. Allora cosa ci fa sentire, che brano ci fa sentire adesso, maestro Pensavo Vello? di fare, così mi allaccio, La strada di Norota. Così possiamo interpretarla come vogliamo. Prego, maestro. No, ditemi che non siamo partiti bene stamattina.
Complimenti al maestro Grazie. Giovanni Velo per questi brani meravigliosi che questa mattina avete la fortuna di sentire in diretta. Guardate, non dovete neanche uscire di casa, belli comodi nelle poltrone o a letto. Sentite cosa vi faccio ascoltare questa mattina da un grande musicista. Però adesso andiamo anche nella parte dolente, andiamo a vedere un'altra volta questo incidente veramente terribile che è successo a Jesolo. Andiamo a vedere questo mortale a Jesolo per far capire l'importanza delle parole di Andrea Dan di questa mattina. Qualcuno deve ascoltare. E chi è che deve ascoltare? La politica, che deve mettere in atto per fare prevenzione delle leggi ad hoc, mettere l'obbligatorietà, questi mezzi che ci sono per salvare la vita, sì il ponte sullo stretto, sì la pista da Bob, ma sì anche gli strumenti che mettono in sicurezza le persone, perché i soldi li trovano dove vogliono. E qua per la sicurezza delle persone non si trovano i soldi? Andiamo a vedere. Erano circa le 22 quando alla rotatoria tra Viale Padania e Via Vespucci a Jesolo Lido, Mihai Daniel More, 23enne di origine rumena, residente a Noventa di Piave, in sella alla sua moto si è scontrato con l'auto guidata da un 50enne veneziano. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella nel momento dell'impatto, lì nei pressi della rotatoria, finendo prima contro questo palo in acciaio lungo la pista ciclabile, poi su quel cartello stradale. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto poco dopo sono giunti gli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco di Jesolo e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, illeso il conducente dell'auto. Il 23enne era a Jesolo con un amico, anche lui in moto, che lo seguiva a breve distanza. Erano arrivati da Noventa per trascorrere il venerdì sera nella località balneare. Ora sono in corso gli accertamenti per omicidio stradale. Tra i residenti però c'è chi denuncia la pericolosità di quella rotatoria. Che noi dalla terrazza vediamo le macchine che poi da qui accelerano e sembra di stare in un circuito di Formula 1. E la rotonda è fatta in modo tale per cui le macchine che arrivano da quella direzione vanno dritte, non hanno la necessità di fermarsi, è come se fosse un rettilineo da questa parte. Infatti circa 20 giorni fa è successo un incidente nello stesso esatto punto, proprio qua, con un altro ragazzo poverino, e quindi sono delle segnalazioni che sono state fatte. Abbiamo chiesto in modo informale agli assessori in occasione di manifestazioni che ci sono state, magari per vedere, che ne so, dei dossi, in modo tale che prima delle rotonde le macchine e le moto fossero costrette a rallentare in qualche modo. Il sindaco intanto invita alla prudenza. Ovviamente noi lasciamo a chi di dovere, alla polizia locale, fare le dovute indagini per capire i motivi di questo incidente. Probabilmente sono legati anche a una velocità non adeguata al contesto. È per questo che noi ci uniamo al cordoglio prima di tutto della vittima, della famiglia della vittima, e esprimiamo tutto il dolore della città di Jesolo, ma colgo l'occasione per rinnovare un invito che cerco di fare ogni volta, soprattutto in questo weekend di arrivi e di partenze a Jesolo, che è quello di usare la testa alla guida e di cercare di adottare dei comportamenti portati alla sicurezza e al rispetto di sé e degli altri. Allora, Andrea Dan, come commentiamo queste parole del sindaco di Jesolo, questo strazio anche per loro, perché sono i sindaci poi i primi ad uscire, a presentarsi in queste famiglie disperate, eppure anche loro non è che abbiano questi strumenti per combattere. Noi ad esempio, io volevo sentire anche cosa ne pensi di tutte queste rotonde. Io non dico che non vadano bene, ma mi sembra che ne abbiano fatto un po' troppe, una attaccata all'altra, ma servivano proprio, potevano investire in qualcos'altro. Ma chi è che controlla queste cose? Perché mi sembra che di rotonde qua ne abbiamo un'infinità. Io non so se veramente, se poi senti che non sono a norma, non sono adatte, sono state sbagliate. Ma chi è che controlla sti lavori? Tu cosa dici? Ma io forse sarò una delle poche persone, ma sono a favore delle rotatorie. Questo perché? Perché torniamo ai dati di prima, sto parlando di 15-20 anni fa, avevamo 6.000 morti all'anno, ma erano dovute a due uniche cose: i platani, se ben ricordate, per cui i platani delle strade, e ai semafori, a tutti i semafori. Non c'era un semaforo che non aveva
una vittima. Per cui quello che io sento i sindaci che si mettono in... è che c'è sempre il discorso mai di prevenzione, si parla sempre di quando è successo va bene ne parlo. Io volevo cogliere l'occasione proprio oggi come oggi, abbiamo 2 mesi di candidature, abbiamo 2 mesi di grandi lavori di candidati, di segreterie politiche, tutti nelle regionali eccetera eccetera, ma secondo lei uno in questa campagna elettorale toccherà la sicurezza stradale? Pubblicità. Complimenti ancora maestro, Grazie. grandissimi, queste musiche meravigliose. L'Italia è il paese della musica, è nata in Italia la musica, i migliori teatri li abbiamo in Italia, ma chi se ne frega, dobbiamo andare da altre parti, no, dobbiamo ritornare a quello che abbiamo, che è meraviglioso. Un secondo solo maestro, perché abbiamo la nostra Giusy in linea, se no cade la linea, poi diamo la parola ancora al maestro Venno. Ciao cara Giusy. Buongiorno a tutti, Maria Vergine e Mirella, per fortuna che era tutte le repliche che ora nasciata se siamo passata la mattina. Cara. Mirella, volevo dire una roba, mi sono stanca di vedere sta televisione, sti capi di Stato criminali, assassini, che con tutte queste guerre ammazzano. I gadito ieri altro che a Gaza solo di bambini hanno ammazzato 20.000 bambini. Mirella, non capisco più niente dove che siamo arrivati, e senza i civili e neanche non fa niente con queste riunioni, con questi pranzi, con queste cene di tutti questi capi di Stato, ma fanno così, non fa niente. Mirella non ha fatto niente, Mirella non ha fatto niente, e Isaac muore tutti quanti, Zelensky e Putin i metteria, guarda, non dico neanche, ma perché mi vergogno, ma ne capisce chi è assassini, ne capisce chi è ori assassini, Mirella. Mi non sono mai contenta quando che vedo queste robe qua, non che faccio più, Mirella, perché dovrei, e frontiere dovrei essere tutte libere del girare, di comprare roba, di vedere come chi vive, le usanze, tutte queste robe qua, no, tutto chiuso, perché e dopo i copa milioni di persone, paesi intieri come che ho visto ieri. Ma dove siamo arrivati? Mirella? Dove siamo arrivati? Non abbiamo un fiato di coscienza a nessuno, e tutti parlano, facciamo così, facciamo colà, e la Meloni e questo e quello che altro, non hanno combinato niente. Ciao Mirella, grazie. Ciao cara Giusy, grazie. Ecco, questa è l'indignazione delle persone che io incontro, le persone che ascoltano, che vedono, che poi hanno piacere anche di dire quello che pensano, ed è un'indignazione grande. Tanto ringrazio Giusy, perché come lei siete stati incollati con le mie repliche, hanno mandato le repliche nel momento che ero in ferie. Veramente vi ringrazio, perché siete stati veramente tanti incollati sempre a guardare questo programma Sveglia Veneti. Vi ringrazio di cuore, perché siete voi il cuore pulsante della trasmissione, anche se non chiamate, siete là che ascoltate, e con le parole che dice Mirella, che dicono anche le persone che telefonano, vi rispecchiate in quello che si dice, perché sono i pensieri
pensieri della gente, sono quello che veramente vuole dire la gente. Prego maestro Vello, mi scusi se l'ho interrotta, ma se no cadeva la linea. Volevo solo dire due cose riguardo a quello che ho suonato, che ho scelto questi 3 brani di musicisti italiani. Esatto. È una cosa che ci tengo tantissimo, la musica è bella, ho scelto musica da film, però ricordiamo che abbiamo dei pilastri enormi, ho scelto Rota e Morricone appositamente perché sono dei musicisti, sono dei giganti, quindi ci tenevo a dirlo, perché spesso ci sono musiche di altri autori. Anche per ricordarli poi, maestro. Ma sono di una bellezza. Mi sembra che vengano ricordati questi geni che abbiamo avuto. Il primo brano che era Gabriel Oboe, che poi Morricone ha ricevuto gli Oscar a fine carriera, ma di fronte a un brano come il primo che è Gabriel's, no, andava premiato subito. Eppure quanta fatica ha fatto anche Morricone per imporsi, sì. Non lo volevano, non veniva ascoltato. Storia, cioè, io ho letto il libro, è un libro toccante. Capito? E l'Oscar è arrivato alla fine della carriera. Come sempre, quindi devi morire in Italia, allora dopo morto forse qualcuno... E l'ultimo brano, che si può fare un postilla un attimo, è del figlio di Andrea e di Ennio, che è una collaborazione papà e figlio, che essere figlio di Ennio Morricone non è uno scherzetto. E queste musiche così belle, e abbiamo anche tanti autori anche di trevigiani molto bravi, abbiamo Marco Fedalto per esempio che ha scritto l'Inno di Treviso, ci sono dei bravi compositori, anche i bravi musicisti anche italiani. Gianni Fricchian che abbiamo avuto. E io con Gianni ho avuto la fortuna, e ne approfitto così lo saluto. Lui guarda questa trasmissione, un amico della Mirella, è il mio grande amico, abbiamo per scherzo, per gioco, non so come dirlo, mi ha chiamato un giorno e mi ha detto ma vieni a incidere questa cosa, e ho detto beh Gianni per te questo è altro, e che poi abbiamo vinto Music Award del 2015, ma è nato così, con una telefonata, vieni a registrare sta roba, e sono andato con mio ex studente, che adesso è un professionista, siamo andati lì sempre, che fa parte dell'orchestra di giovani musicisti veneti, siamo andati lì e poi abbiamo vinto, quindi Gianni è... mi inchino di fronte alla sua bravura e poi quello che ho ottenuto. Eppure anche lui la fatica, specialmente nella sua città, lui ecco questa città che non lo ha... Premiato a Los Angeles, premiato a Los Angeles, non con un premio da poco, e che fa fatica non solo a Treviso ma anche in Italia ad essere ascoltato, a far capire l'importanza di queste celebrità che abbiamo la fortuna di avere. Poi è una persona molto semplice, molto umile. Sì, è vero, è vero. Allora andiamo a vedere anche questa intervista a questi musicisti che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, Sinfonie di un dono, questa orchestra meravigliosa, andiamo a sentire e ricordiamo, perché purtroppo non ci sono più, e poi vorrei sentire anche il commento del maestro Vello. Andiamo a sentire. Allora, cosa vuol dire di questi ragazzi, di questi giovani meravigliosi? Poi ci avviciniamo, anzi, direttore, vediamo questa meraviglia, ecco, allora, che lei ci presenterà, prego. Allora, Tiziano Fingolo, il nostro, lui suona la tromba e il flicorno, e invece Daphne, che suona il flauto. Loro sono nell'orchestra credo da più di 10 anni. Io un po' meno, ma lui da più di 10 anni. Quindi questa orchestra nasce 22 anni fa. I ragazzi che sono stati giovani, che sono stati con noi, sono più di 1000, quindi abbiamo, diciamo, lavorato solo per loro. No, mi scusi direttore, ridica il numero per cortesia. Sono più di 1000 ragazzi che provengono da tutto il Triveneto, e qualcuno, come nel caso di Tiziano, adesso è un prof, si è diplomato, e quindi adesso lui farà quello che abbiamo fatto noi con lui, cioè l'insegnante. Ecco. Una bellissima esperienza, un bellissimo dono, visto che questa sera si parla di dono, un bellissimo dono che loro hanno fatto a me e a tutta l'associazione Cegratum di Treviso, e quindi non possiamo che essere non soddisfatti, ma più che soddisfatti per quello che abbiamo seminato in questi anni. Grazie direttore, veramente grazie. Allora, bellissima, con una sensibilità estrema, guardate lo strumento che suona. Quando è nata questa passione, che hai sentito che dentro di te c'era un qualcosa che ti attirava, un qualcosa che forse ha delle radici che magari nascoste, che non immaginavi? Prego. Intanto il mio prozio, lo zio di mio padre, era un direttore d'orchestra, quindi sono cresciuta con la musica grazie a lui, e tutto è nato ancora quando ero alle materne, che facevano questa attività nella quale molti strumenti venivano a suonare per noi bambini, e da quel giorno io mi innamorai del flauto e insistei per
riuscire a suonarlo fino a circa i 7 anni, quando i miei genitori hanno acconsentito affinché lo suonassi, e tutt'oggi che ne ho 17 continuo a suonarlo. Un'altra cosa che volevo chiederti, che messaggio vorresti dare? Prima abbiamo sentito il messaggio del trapiantato, abbiamo sentito il messaggio della direttrice Trojan. Il tuo messaggio ai giovani quale sarebbe? Il mio messaggio probabilmente è: avvicinatevi alla musica, perché è una passione che vi travolge e vi fa sentire proprio immersi in un mondo completamente nuovo, che fa vivere delle esperienze che solo chi suona può provarle e effettivamente capire di cosa stiamo parlando, e credo che Tiziano possa concordare con me. E quindi, giovani e comunque a tutti i miei coetanei, chi mi ascolta, immergetevi nella musica, buttatevi, perché è un'esperienza fantastica e non riuscirete mai più a fermarvi. Abbiamo la nostra Nadia in linea. Ciao cara Nadia, come stai? Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, sto bene. Bene, sono felice. Sto bene, continuiamo così. Io ti ho telefonato per darti il benvenuto. Grazie. Il bentornata. Grazie cara. Però ti ho guardato ogni mattina come tutte le mattine. Sembravano trasmissioni nuove. Mi fa piacere Nadia, grazie cara Nadia. Comunque anche saluti ai tuoi ospiti e anche sulle strade, diciamo, anche questo mese è il mese di agosto, troppi morti, troppi. Non so il perché, non so il per cosa, però si dà colpa alle strade, si dà colpa, però penso che ci siano poco rispetto e vanno oltre i limiti, perché se andassero piano come si deve, tutti questi morti non succederebbero. Grazie, arrivederci e buona giornata, buon proseguimento. Grazie cara Nadia, grazie, veramente mi commuovete con queste telefonate che fanno capire l'importanza veramente di essere seguita da un pubblico che vuole sentire le cose che accadono tutti i giorni, che vivono, le sensazioni, le emozioni. Veramente grazie cara Nadia. Il problema che hai detto tu è la velocità. Io in questa gita che vi farò vedere, che siamo andati a Chioggia, siamo partiti da Quarto d'Altino, perciò abbiamo attraversato tutta la laguna, poi siamo entrati in mare, era una giornata meravigliosa. Io ho visto delle cose pazzesche, io ho visto questi ragazzini, quei barchini andavano via a 200 all'ora. Allora io ho pensato, se questo va via a questa velocità con il barchino, quando sale nella macchina, quando sale in motocicletta, ecco come si comporta, perché quello è il comportamento che io ho visto e nessuno li fermava. Ci sono i cartelli 7, 8 nodi che devi andare, ma chi se ne frega, nessuno ti controlla, è una cosa veramente che fa rabbrividire, ma allora dobbiamo capire che la prevenzione va veramente messa in atto, questa politica deve capire che loro hanno le scorte, noi che scorte abbiamo per salvarci la vita, per arrivare a casa anche se ci comportiamo bene, perché basta che troviamo uno, un cretino qualunque nella nostra vita, uno, non è che dobbiamo trovarne 20. Andrea Dan, come ci saluti? Il tempo è passato, cosa vuoi dire? Io vorrei mandare adesso un messaggio direttamente ai dirigenti scolastici, ai presidi, alle scuole. Iniziamo a fare educazione stradale in tutti gli enti scolastici, dagli asili elementari, medie, superiori, università, però perché mi sembra che negli ultimi anni si sia un attimino un po' andata a scevolarsi, tanto per dire. No, fanno queste giornate, anche la provincia fa le giornate. Una giornata all'anno, sì, certo, però c'è un'ora di educazione civica, perché c'è un'ora di educazione civica. In quell'ora di educazione civica iniziamo a parlare proprio di sicurezza stradale. Sentiamo anche come ci saluta il maestro Giovanni Vello. Beh, abbiamo toccato degli argomenti molto, molto difficili, perché sicuramente sono d'accordo che la prevenzione e parlare nelle scuole, conosco bene gli ambienti, quindi ne parlano, forse se ne parla poco, poco e bisognerebbe puntare il dito proprio sui ragazzi, perché e come diceva già dalle elementari, forse l'asilo no, ma alle elementari sì,
perché l'educazione, come la musica, va fatta a piccini. Mi allaccio a ciò che ha detto la ragazza prima. Mi sono innamorata, io mi sono innamorato perché mia mamma mi portò quella volta alla Fenice e io non avevo intenzione, volevo suonare l'oboe e sentii una tromba e mi sono girato, sono stato affascinato da questo suono. Quindi se noi, come la musica, tu non la presenti bene e non presenti queste difficoltà e queste problematiche sulla strada, fare prevenzione, non arriveremo mai da nessuna parte. Allora io ringrazio il maestro Giovanni Velo e lascio per ricordare questa grande figura, questo uomo che credeva nei ragazzi, nei strumenti, Tullio Giacomeni, che raccomandava e promuoveva lo strumento. Amate lo strumento, cercate di capire l'importanza di avere questi strumenti meravigliosi che capiscono l'emozione che tu hai in quel momento e te la spiegano, te la riproducono con questi suoni. Andiamo a vedere, sentire questo primo brano, Sinfonie di un dono, e saluto veramente i miei ospiti, un particolare grazie al maestro Giovanni Velo e anche a Andrea Dan. E vi lascio con questo e poi andiamo nella seconda parte. Sinfonie di un dono, primo brano. Grazie, veramente grazie soprattutto per questo messaggio. Io sono convinta che se ascolti... Sinfonie di un dono, Andrea.
altri ospiti graditissimi, dalla musica, questo orecchio che deve ascoltare, parleremo di orecchio, di udito, parleremo di tante cose. Saluto e ringrazio il dottor Daniele Frezza, primario anche lui chirurgo, che si occupa di orecchi, ma non solo di orecchio, di questi strumenti e anche grazie alla ricerca, alla scienza e alla tecnologia che ci fanno vedere delle cose incredibili, si va sempre più avanti. Saluto anche e ringrazio veramente il dottor Salvatore Ramuscello, Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, non solo, anche presidente di, prego dottor Ramuscello. Della SIPAD, buongiorno a tutti. Intanto la SIPAD, che è la Società Italiana di Patologia dell'apparato digerente. Ecco, avete capito l'importanza di ascoltare, dovete sempre ascoltare perché si impara sempre qualcosa. Vediamo se è collegato anche il dottor Bottino Vincenzo, presidente Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, anche lui. Buongiorno dottor Bottino, mi sente? Dottore, mi sente? Io la sento benissimo. Anch'io lei, grazie dottor Bottino di essere qui, anche lei. Parleremo di sanità regionali, sanità in Italia, specialmente cos'è, come funziona, cosa sta succedendo, e poi dicono qui al nord siete fortunati, ma saremo anche fortunati, non dico mica di no, ma paghiamo anche per essere fortunati, non è che ci regalano tutta questa fortuna. Però anche questi chirurghi ce la stanno mettendo tutta, e io lo dico anche a questi ospiti illustri che ho questa mattina. Io ho fatto una proposta ai presidenti degli ospedali, ai direttori generali, di entrare con le telecamere con i ragazzi all'interno degli ospedali. Non in tutti i reparti, perché capisco che non si possa entrare in tutti i reparti, però dobbiamo smettere di non far capire a questi giovani l'importanza di entrare in queste strutture, perché c'è un altro profumo, lo dico tutte le mattine, c'è il profumo della disperazione, c'è il profumo della speranza, ci sono i profumi che non trovi nella strada. Questi ragazzi hanno bisogno di entrare in questi ospedali, di capire che c'è un altro mondo che riguarda tutti, e come aprendo questi ospedali. Noi abbiamo queste sale dove fate i convegni meravigliosi, ma sempre chiuse, sempre per gli addetti ai lavori. Noi dobbiamo aprire, perché io sono convinta che i ragazzi non conoscono sì la lezione in classe, poi vorrei sentire cosa ne pensate, cosa ne pensano i miei ospiti, però dopo la lezione devi toccare con mano quella che è la realtà. E io mi ricordo quando passavi davanti alla sala operatoria, il terrore, anzi cercavi di deviare, di andare su strade che non ti portassero proprio là. E invece dopo, grazie alle telecamere, a entrare in queste strutture, far vedere cosa sono le sale operatorie, le operazioni, abbiamo meno paura, perché conosciamo. È quello che non si conosce che fa paura. Cosa mi aspetta dietro quella porta? Cos'è il mondo del volontariato all'interno dell'ospedale? Chi sono queste persone? La pediatria, perché io ho avuto un ragazzo veramente con una patologia grave che ha detto: io vorrei incontrare voi ragazzi quando sono in ospedale, venite a trovarmi, anche se non mi conoscete, venite a trovarmi, venite, io ho bisogno di sentirvi. Capite che forse con voi riusciremo a fare questo, perché siete voi che dovete premere l'acceleratore coi direttori generali. Noi abbiamo bisogno di ragazzi, non abbiamo ragazzi nel mondo del volontariato, non conoscono, sono che girano per le strade senza sapere chi sono, dove andare, cosa fare. Allora iniziamo da lei, dottor Frezza, cosa ne pensa? È giusta la sua riflessione, cioè la salute è un bene prezioso. Ovviamente è uno degli indicatori principali del benessere di una società. Se abbiamo una rete ospedaliera dei professionisti e siamo arrivati a un livello pur ovviamente migliorabile di eccellenza, è giusto che questo venga diffuso come notizia e informazione anche ai giovani, che dovrebbero avere nei confronti della propria salute e della conoscenza di questo mondo un'attenzione particolare e anche una collaborazione con noi professionisti o all'interno della stessa famiglia. Quindi dovrebbe in effetti quasi diventare, lo è stata tanti anni fa, una forma di anche conoscenza che il mondo della scuola e della crescita dei giovani un po' alla volta gli fornisce. È quasi un'educazione civica
civica sanitaria, ecco, quindi sono d'accordo, così come laddove a me capita di operare anche ragazzi, la mia è una specialità dove operiamo dal bambino molto piccolo all'anziano, quindi i giovani, diciottenni, ventenni, direi che è più facile oggi operare una ragazza di un ragazzo, per esempio, si confrontano magari per la prima volta con le vere difficoltà della vita, no? Sono preoccupati dell'intervento, di quello che accade, e io dico: guardate, è un primo scalino di complessità della vita, lo dobbiamo affrontare assieme, ovviamente parliamo il più delle volte per fortuna di interventi tranquilli, però diventa per loro un momento di ulteriore maturità. Ha ragione lei, poi il tema del volontariato è un tema che condivido, cioè noi abbiamo bisogno di figure che ci affianchino all'interno degli ospedali, perché i professionisti, sia medici, infermieri che le altre figure, non bastano più, cioè la complessità è cresciuta, quindi il volontariato è sicuramente un ambito da tutelare e da aumentare nelle loro potenzialità. Sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Salvatore Ramuscello di quello che ha detto, l'importanza della comunicazione, sapere come funziona questa sanità, cosa c'è che non va, come migliorarla. Ecco, i ragazzi non riescono più a capire l'importanza anche della parola salute, non conoscono il loro corpo, non rispettano il loro corpo, ma nessuno glielo insegna. Prego, dottor Ramuscello. Sì, io suddividerei questa sua domanda in due tipi di risposte. La prima è la necessità di capire quanto sia importante la salute, ovviamente, e questo specialmente i ragazzi di oggi, diciamo, forse fanno un po' di difficoltà a capire quanto è bene essere sani. E questo è un aspetto educativo, ovviamente, che deve partire dalle scuole, che deve partire dalla famiglia, che deve partire dalle società sportive, insomma da quelli che sono gli aspetti ancora positivi di questa società moderna, assolutamente pericolosa, e che si sta allineando su una linea non condivisibile. Per quanto riguarda invece gli aspetti più prettamente ospedalieri, diciamo così, io credo che molto spazio, ancora di più, bisogna darlo forse alle associazioni dei pazienti, perché sono veramente il vero collettore, il vero collegamento fra la struttura ospedaliera, la struttura sanitaria e quello che è il bisogno sociale anche del paziente, perché non dobbiamo mai dimenticare che il paziente non è soltanto una malattia, ma è anche un quadro sociale che ruota attorno, che può essere impegnativo, e quindi concordo con quello che ha detto l'amico Daniele Frezza, la comunicazione sicuramente deve essere migliorata. Poi rispetto ai giovani, volevo fare un piccolo riferimento, poi magari ne può parlare meglio il presidente Bottino, che è più esperto di me in queste cose. Ci sono pochi giovani che parlano di salute, ce ne sono ancora meno che vogliono fare i chirurghi generali. Ecco. Questo è un problema serio che si sta, che sta diventando sempre più importante. Scuole di specialità che hanno iscritti 0 quest'anno, parlo della chirurgia, ascoltate bene, parlo della chirurgia generale, e comunque, a parte qualche piccola esperienza, anche se sono strutture ovviamente importanti che hanno completato il numero degli iscritti, nella maggior parte delle scuole di specialità di chirurgia generale c'è sicuramente una riduzione delle possibilità rispetto alle borse di studio messe a disposizione. Ecco, come chirurghi siamo molto preoccupati per questo, come società scientifiche lo siamo ancora di più. Avete capito come funziona? Perfetto. Guardi, io veramente la ringrazio per quello che ha detto, perché voi dovete capire e guardare l'altra faccia della medaglia. Una faccia che è una facciata un po' terribile, a mio avviso, un rovescio
che fa venire i brividi. Noi siamo molto preoccupati, ma lo dicono gli addetti ai lavori, quelli che sanno quello che entrano nelle sale operatorie. Andiamo a Napoli dal dottor Bottino. Dottor Bottino, cosa ci dice lei di queste parole che ha sentito? E questi ragazzi che se hanno anche la voglia non sono tanto stimolati, c'è una carenza, dice dottore, abbiamo 0. Ma cosa si fa per far diventare questo 0 un numero importante di ragazzi? Io non ci credo che non ci sono, non sono abbastanza stimolati per andare avanti, si fermano. È facile fermare questi ragazzi, è la cosa più semplice, sono di una fragilità unica. Prego, dottor Bottino, cosa ci dice? Salutiamo anche Napoli, prego. Salve, grazie, buongiorno. Io anzitutto ho apprezzato moltissimo quello che è la sua introduzione e i suoi riferimenti ai giovani e al Servizio Sanitario Nazionale. La premessa che faccio è che il più grosso segno di civiltà è la tutela della salute che è sancita dalla nostra Costituzione. E nel caso specifico, cioè riallacciandomi alla problematica dei giovani, così come diceva bene Salvatore Ramuscello, è il tema che noi oggi forse non sappiamo comunicare, come ha detto ben prima, ai giovani e anche all'utenza la tipologia del nostro lavoro, quindi ben vengano una maggiore comunicazione. Questo forse è anche un bias nostro personale, diciamo, di chirurghi, che magari presi totalmente dal nostro lavoro non riusciamo a estrinsecare quello che noi facciamo, e di fatto la realtà poi viene a galla, perché oggi il tema delle vocazioni non tanto mediche ma delle vocazioni chirurgiche è un tema importante, che io sollevo in modo molto forte, perché il fatto che una percentuale così alta, oltre il 40% di borse di studio e specializzazione non vengono occupati dai giovani per fare chirurgia, vuol dire che fra X anni, spero mai, noi non avremo più chirurghi e le sale operatorie saranno vuote. In parte è anche colpa nostra, diciamo, di quelli un po' più anziani, che non hanno forse saputo gestire le risorse giovani in modo ottimale. Però devo dire anche parte un po' del modo di fare e di pensare dei giovani d'oggi. Io ricordo, giusto per alleggerire la discussione, che quando ero ragazzino nel tema delle elementari, quando la maestra scriveva cosa vuoi fare da grande, io scrivevo o il pilota d'aereo o il chirurgo. Oggi magari un giovane di oggi scriverebbe o l'influencer o il calciatore, quindi è cambiato un po' il paradigma. Però detto questo, il problema è un problema reale che sussiste e che noi in qualche modo come società scientifiche ci dobbiamo porre, perché veramente rischiamo chi ci curerà un domani, chi sarà in sala operatoria a gestire i pazienti. E questo, devo dire, è il tema che noi ci stiamo ponendo in modo molto forte, probabilmente anche col confronto con le regioni, con il governo. Io sono stato dal ministro i primi di agosto proprio a sollevare e a portare questo problema, che è un problema, secondo me, è il problema. Poi chiaramente tutto quello che viene a corollario, la comunicazione, anche la stessa discussione del compenso dei chirurghi, perché spesso, come dire, il chirurgo ha un salario uguale magari anche a un medico che non ha le responsabilità del chirurgo. C'è il profilo della colpa medica in cui noi siamo bersagliati, siamo diventati una sorta di bancomat dei cittadini, quindi abbiamo un momento di grossa difficoltà. Però devo dire, la ringrazio molto per quello che ha detto in introduzione, perché lo sostengo fortemente. Vede, dottor Bottino, lo dico anche agli altri ospiti, il mio problema è che io ascolto le persone e cerco di trasmettere quello che sento. Allora, siccome che non è mai troppo tardi, a mio avviso, e abbiamo la possibilità di cambiare le carte in tavola, adesso ci saranno nuove elezioni, si cambieranno tante cose anche nella sanità, io vorrei fare prevenzione. E come fare prevenzione? Con voi. In che senso? Io ho avuto prima delle vacanze estive molti ragazzi ospiti, studenti. E allora ho fatto un test. Ho detto, per voi, le 3 cose principali che mettete ai primi posti, quali sono? C'erano anche i loro insegnanti e più di qualche insegnante ha detto, adesso sentirai cosa ti diranno, cellulare, la nuova tecnologia.
Indovinate cosa hanno detto? Ragazzi che non si conoscevano tra di loro, ho fatto in diverse puntate. Primo posto, dottor Frezza, chiedo a lei, cosa hanno messo i ragazzi al primo posto? Ma non è facile risponderle perché chiaramente... Ecco, si mettano i panni del ragazzo e io le faccio la domanda. In termini di per loro, le 3 cose più importanti che ci sono nella vita. Ma guardi, non so se posso risponderle collegandomi al ragionamento fatto un attimo fa dei colleghi. Risponda come vuole. La difficoltà di arrivare ad avere chirurghi è anche legata alla complessità del nostro lavoro. Mi sembra di poter dire che oggi i giovani cerchino soluzioni abbastanza facili e più veloci, e quindi non so, nella risposta mi verrebbe da dire trovare un percorso di autonomia anche economica che li soddisfi velocemente. Dottor Ruscello? Ma io penso che mettano al primo posto lo spritz del venerdì sera e tutto quello che è legato così alla possibilità di divertimento. Sentiamo il dottor Bottino? Io penso che oggi i giovani come dire, cercano soluzioni e scorciatoie più rapide magari di quelle che cercavamo noi. Hanno un livello secondo me di operatività mentale che è maggiore del nostro, e ancora eravamo dei sognatori, oggi invece c'è molto più pragmatismo da parte dei giovani. Allora adesso vi lascio a bocca aperta, e questa è la mia speranza, è la mia prevenzione che vi prego di portare avanti. Primo posto la famiglia, secondo posto la scuola, terzo posto l'amicizia. Guardate che non si erano parlati tra di loro, non sapevano le risposte che avevano dato questi ragazzi, gli uni e gli altri, e questo ha fatto veramente riflettere molte persone. Gli addetti ai lavori mi hanno detto: non ci avrei mai creduto, Mirella. La scuola, secondo posto la scuola? Ma come? Ma allora cosa c'è che non va? Vuol dire che hanno bisogno di un cambiamento, c'è qualcosa che non unisce. Ma come? Ma se io ti metto al secondo posto, il primo posto la famiglia, terzo posto l'amicizia, è qua che dobbiamo lavorare. È qua che dobbiamo lavorare per farli diventare dei bravi chirurghi, ascoltandoli. Dove sei più indirizzato? Cosa ti piace? Vieni a vedere, tocca con mano. Hai mai visto una sala operatoria, un chirurgo? L'orecchio, cos'è l'orecchio? Eppure l'orecchio ti serve per ascoltare la musica. Dottor Frezza. No, Mirella, mi fa piacere quello che lei dice, perché in effetti nella mia dimensione, io appunto faccio il chirurgo dell'orecchio, mi è capitato anche quest'estate di accogliere dei giovani che vengono lì per alcune giornate per vedere che cosa facciamo, per riuscire a far scattare in loro questa molla di dire: questo lavoro potrebbe piacermi. Ed è fondamentale perché evidentemente se no non sanno che strada prendere. Questa cosa andrebbe, noi l'abbiamo fatto come azienda sanitaria anni fa, mi occupavo di formazione con alcuni istituti, in particolare il Da Vinci, di portare i giovani all'interno dell'ospedale già in quarta e quinta liceo, facendogli fare dei percorsi, anche oggi si fanno, di avvicinamento alle strutture sanitarie per conoscerle e quindi aumentare le vocazioni, diciamo, anche la scelta. Una scelta che deve essere ragionata, perché a quel punto evidentemente uno entra all'interno del percorso e sa già in linea generale che cosa andrà a fare come professionista. Dottor Ruscello, cosa dice lei? Ecco, anche questo è un qualcosa che può stimolarvi ad andare avanti, a far capire che forse tutti noi, perché io sono convinta che dobbiamo fare squadra tutti assieme, ognuno nel proprio campo, però prendere per mano questi ragazzi da soli non arriveranno. Io capisco, dottor Frezza, vengono, e io mi ricordo il dottor Gerosa, quando gli ho detto questa cosa, gli ho detto: ma sa che mi dicono, dottor Gerosa, ma noi lo facciamo già. E lui mi ha risposto: dica Mirella che l'ho detto io che non facciamo abbastanza, dobbiamo aumentare. Me l'ha detto il dottor Gerosa, aumentiamo, ha ragione, apriamo questi ospedali, queste stanze, dove vuoi andare, cosa vuoi toccare? Prego, dottore. Ma indubbiamente, come diceva, voglio dire, e credo che avesse pienamente ragione il dottor Bottino,
nell'immaginario che c'è di un giovane oggi ci sono altre professioni che sono venute, diciamo, a galla, ecco, piuttosto che a quelle classiche. E quindi vedo un percorso sicuramente da affrontare, ma che bisogna iniziare nelle scuole, insomma, così come ci sono le scuole che nei loro programmi formativi inviano questi ragazzi nelle aziende a vedere come si lavora, quelle che possono essere prospettive di lavoro. Bisognerebbe aprire anche gli ospedali, su questo sono d'accordo con lei, perché altrimenti nel giovane c'è l'idea dell'infermiere, del medico, che fa difficoltà anche a capire che tipo di lavoro fanno, quindi sicuramente la sua proposta è accettabile. Prego, no, aspetti un attimo, Tofrezza, se non mi cade la linea. Abbiamo Graziello Gabriella da Mogliano, prego. Mirella, grazie di tutto quello che fa. Volevo dirle, quelle due persone che ha lì parlano molto bene della nuova generazione. La nuova generazione non ha voglia di fare, non ha voglia di prendersi delle responsabilità. Però, siccome dicono che al primo posto c'è la famiglia e il resto, devono essere anche più seri. L'altro giorno hanno maltrattato una disabile e dopo è mancata anche un ragazzo, che io ho avuto a che fare con delle persone che sono andate in ospedale, è mancato un ragazzo di 17 anni che è morto dall'alcol. Vede, è giusto non fare di tutto un'erba un fascio, però la maggior parte sbandano forte, sbandano. Grazie, e dovrebbero anche loro capire che non ce la faccio. Il problema è che passano questi esempi negativi, è là il problema che ho io. Voi dovete capire che non sono quelli gli esempi negativi che hanno i numeri. I numeri li hanno i bravi ragazzi che voi non vedete, che sono nel mondo del volontariato. Andate a vedere chi sta portando gli aiuti a Gaza, andate a vedere chi sono. Andate a vedere il mondo del volontariato nei posti, nell'inferno totale. Chi è che fa il volontario? Che veramente mettono a repentaglio la loro vita? Sono i nostri giovani che partono senza chiedere niente. Quando c'è un'emergenza sono i primi a partire, prendono la palla e il piccone e partono. Loro vanno, dopo non sanno cosa faranno, ma partono. Sono quei giovani che voi non vedete. Continuate a vedere quelli degli esempi negativi, quello che uccide, che ammazza, che si droga. Ma perché non hanno il rispetto del proprio corpo? Non conoscono, non sanno. Io ho sentito un medico importante che ha detto: Mirella, dobbiamo spiegare la pillola. La pillola, io non posso avere la ragazza a 16 anni che mi dice: se sapevo non prendevo la pillola, quella facile, quella veloce. Nessuno me l'ha detto. E poi sorgono i tumori al seno. Ma non sapevo, dottore, non me l'ha detto nessuno che rischiavo questo. Chi è che spiega questo ai ragazzi? Ma come? Medici di famiglia? Abbiamo visto le code, non ci sono. Non abbiamo più neppure il medico di famiglia. Siamo diminuiti e non abbiamo più niente. Ma come funziona a Napoli? Cosa vuole dire alla nuova politica, dottor Bottino? Cosa possiamo fare per farvi ascoltare? Perché voi avete le idee chiare su quello che si può fare anche per un futuro migliore di tutta la comunità. Noi siamo una comunità, cioè non è che siamo divisi, siamo una comunità. Il sud va al nord, il nord va al sud, ci scambiamo, paghiamo, cioè non è che arrivano qua gratis, perché anche questo non lo spiega. Io ho ricevuto telefonate, pensano di venire, che vengano al nord a curarsi, è gratis. Cioè capite che non ci siamo proprio, vi prego, statemi vicino, fatevi ascoltare, io non so a chi rivolgermi. Politica non capisce, cioè non sono neanche addetti, le commissioni da chi vengono fatte, chi sono. Prego, dottor Bottino, Napoli, guardi, poi Napoli. Allora, il problema, a parte condivido tutto quello che già è stato detto, però c'è un problema di fondo che secondo me andrebbe analizzato a livello anche politico, che in questo momento, a fronte di un articolo della Costituzione italiana, che la salute è un bene prioritario, eccetera, 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 in Italia ci sono 21 sistemi sanitari completamente diversi o che si caratterizzano per diversità in tutta una serie di aspetti. E questo, come dire, può penalizzare il cittadino del sud, ma può anche penalizzare il cittadino del nord. E in tutto questo, al centro di chi dovrebbe fare l'assistenza, cioè i medici, i chirurghi e quant'altro, chiaramente vanno sempre più a diminuire.
Ora, e non solo i chirurghi, perché noi a breve avremo una carenza di migliaia di unità di infermieri, questo non nella mia regione, in tutta quanta l'Italia. E non entro diciamo in merito al tema come sono dei gettonisti che vanno a fare il turno in pronto soccorso. Ormai è come se si sta sgretolando un sistema che aveva dato benessere ed era un esempio per tutto il mondo, andando sempre più verso un sistema di natura privatista. Siccome io ritengo che il sistema come è concepito adesso non è più sostenibile economicamente, cioè di dare tutto a tutti, e bisogna iniziare a rivedere cosa poter dare, cosa lo Stato può permettersi per i cittadini, perché poi, le ripeto, ogni regione ha una modalità comportamentale e delle leggi regionali diverse, per cui la sanità oggi, per esempio, è la moda dell'hub e spoke e della rete oncologica. Proprio con la Regione Veneto abbiamo instaurato una proficua collaborazione per capire come procedere nell'ambito della rete oncologica e per non lasciare zone disagiate privi del chirurgo, perché approfitto proprio perché si parla della vostra regione. Se io depaupero dei piccoli ospedali, magari, che ne so, Castelfranco, cioè piccoli centri magari disagiati, della possibilità di erogare prestazioni di chirurgia oncologica, perché le devo accentrare nelle grosse, come è anche giusto, perché noi ragioniamo sui volumi, li devo accentrare in grossi centri, io vado a sfornire quelle zone di professionalità, ed il chirurgo giovane che lavora là chiaramente non potrà avere una crescita professionale. Quindi noi dobbiamo rimboccarci tutti insieme le mani, non solo noi chirurghi e medici, ma anche, e come lei sta facendo bene, sensibilizzare il mondo che fa opinione e anche i giovani. E sono d'accordo sul fatto che la maggioranza dei giovani non va a fare atti di terrorismo, come diceva prima l'ascoltatrice. La maggior parte dei giovani ha comunque delle radici sane, quindi su questo noi abbiamo l'obbligo di dover intervenire. Grazie dottor Bottino veramente per quello che ha detto, e non c'è niente da fare. Io voglio gli esempi positivi, li faccio vedere tutte le mattine, invito i giovani a parlare, anzi invito più loro che i loro professori. Delle volte i docenti mi dicono ci sono anch'io un'altra volta, perché dobbiamo ascoltare anche questi ragazzi. Sandra da Padova, poi andiamo dal dottor Frezza che vuole aggiungere qualcosa. Vai Sandra, ciao. Ciao Mirella e bentornata, e quando ero a casa ti guardavo anche le repliche, perché era interessante anche riascoltare certi ospiti. Grazie. E saluto gli ospiti che hai stamattina, illustri, perché devo dire illustri. Io credo che i giovani, sappiamo tutti che c'è una parte positiva e una parte negativa, è inutile che ci nascondiamo. Io leggo i giornali, guardo i telegiornali, cioè sono una che si informa, però piano, io non sono più giovanissima, ci tengo alla mia salute, l'ho fatto da giovane, non avevo famiglia che mi dava supporto, parliamoci chiaro. Penso che sia anche una questione di carattere, di modo di vivere. E devo dire anche un'altra cosa, io l'ospedale di Padova, l'ho già detto in precedenza, ho avuto 2 interventi, cattarate ancora l'anno scorso, ho acquistato una vista 9 decimi che è anomala, però non uso più neanche gli occhiali per leggere, sono fortunata, però mi controllo, Mirella. Allora io vedo che c'è il non controllo, la paura. Io ho mio marito che lo devo spronare, perché purtroppo ha delle patologie, ha una malattia rara della famiglia d'origine, insomma adesso deve affrontare un intervento a livello in testa perché ha un carcinoma, speriamo che non sia radicato con radici, perché la famiglia ha rischio anche a tumori. Lui non è che non si cura, però devo spronarlo, perché io credo, e l'ho constatato, che gli uomini hanno più paura delle donne. Ah, questo è fuori dubbio, vai tranquillo. Ecco, no, perché voglio portare in alto le donne. No, poi Mirella. Grazie Sandra, scusami Sandra, devo correre stamattina, se no non riesco a far parlare questi ospiti illustri, come hai detto, li abbiamo la fortuna di avere, devo correre, ma ci sentiamo ancora con te. Dottor Frezza, cosa aggiunge? Ma allora io volevo, collegandomi a quanto è emerso sui
sui giovani se riusciamo a farli diventare medici, per esempio, no? Che questa rimane una professione veramente bella, quella del medico, e quindi invito anche gli ascoltatori, probabilmente ci saranno nonne, genitori, ragazzi, di stimolare i loro figli o nipoti a fare questa, per esempio, scelta di un indirizzo di studio per fare il medico. Perché questo? Perché è una professione che richiede sicuramente 6 anni di investimento di studio, però poi la specializzazione, unica per qualsiasi altra disciplina, è supportata da una borsa di studio. Quindi tu vieni assunto e nella tua formazione di otorinolaringoiatra, ginecologo, chirurgo, lo Stato attraverso le regioni ti supporta con uno stipendio e tu alla fine diventi specialista. E quindi alla fine è una professione che, al di là dell'aspetto economico, che è molto più interessante di tante altre, io ho una figlia ingegnere che ha studiato al Politecnico di Milano, devo dire che si trova molto più in difficoltà di quanto avrebbe potuto esserlo se avesse fatto medicina. È una professione che crea comunicazione con gli altri, che ha un grosso valore etico, ha un grosso riconoscimento di quello che fai da parte del paziente, e quindi la tua soddisfazione è tornare a casa avendo fatto bene il tuo lavoro, ma avendo anche sentito molte testimonianze che ti supportano ad affrontare le difficoltà e a crescere professionalmente. Quindi l'invito è: sì, ci sono carenze, ma noi stimoliamo i giovani a fare medicina. Io lo dico a tutti i miei pazienti giovani, dico: ma cosa vorrai fare da grande? Fai il medico. E lo sottolineo. Ne approfitto per dire 2 cose collegandomi all'intervento dell'ascoltatrice. La prevenzione. Ecco, io mi occupo principalmente di orecchio, lo dico ai giovani: l'udito è un organo di senso molto importante, il più importante per il nostro cervello. Quindi dobbiamo preservarlo, sia nel non esporci a rumori eccessivi, che sono ovviamente le discoteche, fonti sonore eccessive, ma anche l'uso delle cuffiette, che loro utilizzano sempre, distraendosi anche dal quotidiano e talvolta mettendosi in difficoltà e in pericolo di vita, ma soprattutto danneggiando cronicamente la coclea, l'organo interno dell'udito, proprio perché viene stimolato eccessivamente nell'arco della giornata troppe ore. Quindi l'uso delle cuffiette andrebbe ridotto al minimo, utilizzando fonti sonore esterne, portandole a un adeguato volume. Ma le sembra che... No, mi scusi, dottor Frezza, no, perché veramente dicendo questo mi viene da dire: ma chi è che fa questo, che proibisce di usare le cuffiette? Tu non le puoi usare per strada le cuffiette. Assolutamente no. Allora, o nelle stazioni, rischiando di finire... Esatto, ma in Italia vale più il business che la sicurezza, allora tu giri con le cuffiette, così io vendo più cuffiette. Però, capisce, dottor Frezza, allora, che lei sta dicendo delle cose del fumo o dell'alcol. O dell'airbag obbligatorio nelle motociclette. Come otorinolaringoiatra, ormai è un dato noto, ma anche per i chirurghi generali, pneumologi eccetera, è una fonte di malattie certe. Oggi un paziente che fuma ha un'aspettativa di vita di 10 anni inferiore alla popolazione media, quindi non bisogna fumare. Ovviamente l'alcol è l'altro problema. Il collega citava delle abitudini, i giovani hanno assunto delle abitudini del fine settimana assolutamente fuori misura, perché questo eccesso d'alcol è riconosciuto, crea dei danni cronici. Quindi a me interessa l'udito, ma come otorino anche il fumo e l'alcol, e dico: dobbiamo fare prevenzione. Dottore, un'altra cosa, quello che volevo chiederle, dottora Muscello, è anche il problema delle liste d'attesa, un problema enorme, dobbiamo parlarne, dobbiamo avere il coraggio di mettere il dito nella piaga, è inutile che ci giriamo dall'altra parte, è un problema molto grande. Cosa sta succedendo? Come migliorare? Io ho avuto un cardiochirurgo che ha detto: Mirella, io non posso avere il cartellino da timbrare, cioè è una cosa, ho parlato anche con i sindacati, abbiamo fatto anche questo qui pro quo assieme, cioè io se devo fare un'operazione la devo finire, non devo avere l'orario in quel momento, basta, non devi più operare perché hai già fatto le ore, ma di cosa stiamo parlando? Io devo essere libero, vogliamo parlarne di queste cose? Ho avuto il sindacato, no, ma sindacati in generale rispondevano: ma tu sei stressato, non puoi continuare a operare. Ma saprò io se posso operare o no? La squadra che ho, ecco qua, non sono solo io, c'è una squadra attorno a me che mi supporta, che mi aiuta, io sono in grado di capire a chi passare la mano. Ma chi è che non ascolta? No, perché a questo punto io non riesco più a
capire cosa sta succedendo. Uno vuole lavorare, l'altro dice no, non devi più lavorare perché ormai stop, Big Bang ha detto stop. Prego, dottore. Ma il problema delle liste d'attesa, diciamo, è il problema della sanità in Italia, ma non è solo in Italia, voglio dire. Il problema, lo dicevamo anche all'inizio, la richiesta di salute ormai è sempre preminente e l'offerta comunque è un'offerta sempre limitata, e quindi lì veramente bisogna trovare diverse forme organizzative e anche di disponibilità ovviamente economica affinché si possa dare una risposta a quelle che sono le necessità. Sono state fatte, vengono, diciamo, attuate tutta una serie di assetti organizzativi particolari con quelle che sono le priorità, no? Le classi di priorità. Però dopo che c'è stata, diciamo, questa suddivisione di classi di priorità, si sono intasate anche quelle liste. Poi ci sono questi cambi di priorità, si va dal medico, dice ti faccio fare la visita urgente, te la faccio fare a 10 giorni, insomma. Io credo che ad esempio da questo punto di vista la regione del Veneto, perché noi qui siamo, stia mettendo in campo sia risorse economiche, perché la carenza dei medici ha un effetto sulle liste d'attesa. Cioè, rispetto a quando ho iniziato io, all'epoca si parlava di pletora medica, se lei ricorda, no? Era anche, diciamo, l'Italia era uno dei paesi con il maggior numero di medici pro capite. Ecco, oggi siamo tornati parecchio indietro perché c'è stata, diciamo, questa trasformazione sia culturale che dal punto di vista dell'accesso alle facoltà di medicina, che hanno determinato due gobbe pericolose per cui ci si trova anche in carenza. Quindi le ore sono 24 durante la giornata, considerando che uno qualcosa deve anche dormire. Io credo che in tutti gli ospedali del Veneto si lavori veramente a ritmi forzati per poter rispondere a queste necessità. Chi in questo momento soffre anche in maniera particolare sono i pronto soccorso, dove ovviamente le persone che non trovano una risposta, si faceva prima riferimento alla medicina di famiglia territoriale, si rivolge al pronto soccorso. Insomma, è un problema serio, anche se però devo dire, entrando un po' anche più nel dettaglio degli argomenti, che recentemente, voglio dire, questa cosa è stata pubblicata il 4 di settembre, la fondazione Gimbe, che è una fondazione privata. Io ho avuto anche ospite. Sì, è una fondazione privata, ma che comunque, voglio dire, comunica dati in qualche maniera nazionali dei vari ministeri interessati. Dall'analisi che hanno fatto nel 2023, la sanità nel Veneto ha i servizi migliori in Italia. Cioè, noi possiamo anche vantarci, diciamo, che per quanto riguarda il Veneto abbiamo i servizi migliori, e che sono i 3 capisaldi della salute, e cioè la prevenzione, i distretti e l'assistenza ospedaliera. Ecco, quindi da questo punto di vista, voglio dire, credo che si stia facendo tutto, la parte politica per la sua, i medici e gli infermieri e tutti gli altri operatori sanitari per la loro, insomma, si sta facendo un grande sforzo. Ecco. Noi, devo dire, siamo un po' preoccupati, lo dico come società scientifiche, che poi era uno degli argomenti della giornata, siamo un po' preoccupati perché c'è stata, diciamo, questo decreto regionale che è stato emesso da poco, che prevede, diciamo, cioè invita le direzioni generali entro 90 giorni a individuare quelle che sono le strutture ospedaliere che possono o che non possono continuare a fare attività oncologica operatoria, e rispetto a quelli che sono i tumori del colon, del retto e dello stomaco. Ecco. La domanda che ci siamo fatti anche col presidente Bottini e anche all'interno dell'altra società scientifica che rappresento è: perché fare
questa, diciamo, modifica strutturale quando abbiamo già dei dati che sono dei dati assolutamente di una qualità elevata nel Veneto, perché in tutti gli ospedali, insomma, ne conosco tanti, in tutti gli ospedali si fa una chirurgia oncologica di qualità, si discute dei casi oncologici con i gruppi oncologici multidisciplinari, nessuno viene operato se, diciamo, il trattamento prioritario, quello chirurgico, nessuno viene operato se prima non viene discusso nel gruppo oncologico. Se è diciamo, un caso particolare per cui necessita di tecnologie, di expertise particolari, siamo già noi stessi che prendiamo contatti, perché abbiamo una grande rete chirurgica nel Veneto da questo punto di vista, ma questa delibera ha creato non proprio preoccupazioni. E io volevo anche dare alcuni dati, no? Perché sono dati che sono stati pubblicati dal Registro Tumori del Veneto. Ecco, le faccio partendo, ma fa solo rapido, dagli anni 90-92, in cui erano stati registrati e operati nel Veneto 3.433 pazienti, con una mortalità a 30 giorni di 168 casi, cioè pari al 4,9, voglio dire, è stato fatto un gran lavoro organizzativo, culturale da parte di tutti. Nell'ultimo dato, sempre riportato dai Tumori del Veneto, abbiamo praticamente una mortalità di 39 casi. Cioè, voglio dire, c'è una rete oncologica già ben consolidata in tutto il Veneto, per cui rispondere a queste necessità di Agenas, che è un'agenzia, come lei ben sa, un'agenzia nazionale creata, importante, fra della conferenza Stato-Regioni, per andare, diciamo, a limitare alcuni ospedali su una patologia che fanno già bene, perché lo dimostrano i numeri sono numeri, i numeri che fa già bene, e privare, diciamo, questi ospedali di questo tipo di attività chirurgica, che poi è legata anche ad altre patologie che riguardano gli stessi organi, perché magari i tumori sono la parte inferiore, fortunatamente, delle casistiche della chirurgia del colon, del retto o anche dello stomaco, no? Allora, questa cosa sta creando non pochi problemi, specialmente nei giovani, perché un giovane che si vede, che lavora in un ospedale dove magari questo tipo di patologia non può essere più operata, e allora avete capito come funziona? Vede, dopo passo anche al dottor Bettino. Io ho avuto i segretari dei partiti, qui vengono tutti. Adesso in questo periodo politici niente. No, politici zero, perché ognuno poi ce la racconta e i racconti non mi piacciono. Mi piacciono più la realtà, l'agire, il fare, il prevenire. Ecco, queste sono le parole. L'etica, mi sento pochissimo. Mi piace. Cosa sento e cosa dico a questi segretari di partito? Che devono dare la meritocrazia. Noi abbiamo bisogno di meritocrazia, di persone che sappiano, che sanno quello che fanno, che sanno centrare l'obiettivo, perché le abbiamo. Il problema è che non si va avanti. Non si va avanti perché deve andare avanti l'amico dell'amico. L'ho detto ai segretari, li ho avuti tutti, perciò io parlo chiaro. Tutti quanti mi hanno detto che ho ragione. Allora ho detto, ma come? Mi dai anche ragione? Ma allora, almeno dimmi che sbaglio, che sono più contenta. Ma sentire dai segretari di partito che ho ragione per quanto parlo di meritocrazia, capisce che poi arriviamo a quello che ha detto lei. Perché fanno questa cosa se è sbagliata? Ma se lo diciamo noi, che siamo gli addetti ai lavori. Tu mi proponi una cosa che non va bene, ascoltami, niente da fare. Mirella da Riese, veloce, ti ho fatto aspettare, ma hai capito il perché? Vai Mirella. Sì, ciao Mirella, bentornata e buongiorno ai suoi ospiti. Sono bravissimi, da quello che ho ascoltato sono bravissimi. Complimenti. Volevo dire
che il 26 agosto mi sono operata alla catarata. Il 6 ho passato le visite dell'oculista, tutto quanto, mi ha detto signora bisogna operare la catarata perché era detto è molto dura e bisogna farlo. E allora ho deciso di fare l'intervento, me l'hanno fatto e sono stata contenta, ero paurosa, avevo paura di diventare cieca, a non vedere più, perché quando vivi sola hai tutte le paure di tuo Dio. E invece mi hanno operato tutto bene e ho trovato giovani, mi hanno fatto il controllo degli occhi, c'erano 3 giovani, avevano avuto 25 anni, avevano finito le scuole, hanno cominciato ad andare a fare stage. E insomma ho trovato tutto bene, mi sono venuto incontro con tante mille maniere, sono stata contenta. Grazie Mirella, vado avanti, guarda, ti ringrazio delle parole che hai detto. Io mi ricordo, lo dico sempre, quando col dottor Benazzi, che anzi spero di avere ospite anche prossimamente, quando sente parlare di dottorini si arrabbiava tantissimo, diceva sono dottori a tutti gli effetti, sono bravi, preparati, hanno anni di studio, di preparazione. Dottor Bottino, cosa dice a Napoli, come funziona? Vedi Napoli e poi muori, ma come liste d'attesa, come siamo messi? È quello che ha detto anche il suo colleghi che ha sentito. Prego, dottor Bottino. Per quanto riguarda la nostra regione, con le liste attesa siamo né più né meno come tutto il resto dell'Italia, perché chiaramente aumenta sempre più il bisogno di salute a fronte della carenza dei medici. Quindi il tema ormai, anche se siamo lontani, è un tema comune e noi chirurghi ce la mettiamo tutta per come dire, recuperare tutto quello che è possibile, ma comunque è molto difficile. Questo però mi permette di aprire un piccolo tema, perché io condivido quello che ha detto Salvatore e anche quello che è scritto Gimbe, ma questo voglio dire, lo sapevamo che il Veneto in tema di sanità è molto virtuosa. Di dire una cosa, ormai il nostro sistema sanitario nazionale, quindi mi riferisco alla 502 e tutte le leggi che sono andate di lì in poi, è un po' vetusto, un po' andato, perché oggi la grande capacità, diciamo, non tanto dei medici italiani, ma di tutta la comunità sanitaria mondiale è quella che ha allungato la vita, quindi sono nuove patologie, nuove cronicità, quindi come dire, si sta cambiando un po' anche l'assetto dei pazienti, mentre a noi prima un paziente superato gli 80 anni forse non l'avremmo messo al tavolo operatorio, oggi operiamo anche pazienti di 90 anni, quindi dovremmo iniziare a rivedere il nostro sistema sanitario, perché oggi si stanno come dire, aprendo tutta una serie di scenari anche in campo dell'oncologia che hanno il grande vantaggio di dare benessere e allungare la vita, ma chiaramente hanno un costo di sostenibilità. Quindi io ritengo che vada un po' rivisto il modo di impostazione del sistema sanitario nazionale con una sorta di riforma strutturale che tenga conto di ciò che sta succedendo di novità. Dottor Bottino, lei è vicino a Roma, Napoli è più vicina di noi, lei è più vicino anche al ministro, lo ha già incontrato, ma ascoltano quello che dite? Perché un conto è sentire, un conto è ascoltare, a mio avviso, sono due cose completamente diverse. Siccome siamo ancora in tempo, hanno deciso di ascoltare oppure hanno deciso di sentire e poi vedremo? Ecco, cosa riscontra lei? Perché lei è presidente, un addetto ai lavori, quando parla sa cosa fare per migliorare, si vuole una squadra, io ho avuto dei ricercatori, hanno detto tutti assieme, non da solo. Certo. Ecco, l'obiettivo si raggiunge facendo squadra assieme, ognuno col proprio sapere. Lei cosa sente? Guardi, io devo dire, nei colloqui avuti con il Ministro e sui temi affrontati, perché chiaramente sono tantissime le tematiche, penso che e nello specifico quando l'ho incontrato, oltre al tema, c'era il tema delle clinicizzazioni da parte dell'Accademia dei reparti ospedalieri, ho avuto un riscontro, un feedback successivo positivo. Così come l'ho avuto anche, e lo incontrerò mercoledì, dal Ministro Nordio, perché di fatto per quanto lo possiamo considerare un decreto ponte, l'introduzione dello scudo penale, che comunque tutela un poco i medici e i chirurghi, è già un passo avanti verso quella forma di rinnovo della legge Gelli-Bianco che va verso sempre più
non mi piace usare la parola depenalizzazione, perché noi siamo cittadini come gli altri, quindi se sbagliamo dobbiamo pagare, ma quella che definisco la comprensione da parte della magistratura del nostro lavoro, perché ovviamente noi ormai uno dei motivi per cui siamo soggetti a c'è la carenza delle vocazioni è proprio la paura e la cosiddetta medicina difensiva, perché chiaramente l'avviso di garanzia è dietro. Dottor Bottino, mi raccomando, non molli, si faccia ascoltare, faccia più incontri con questo ministro. Ecco, dica, guarda che abbiamo tante cose da raccontarci, dobbiamo parlarne, dobbiamo agire. Noi abbiamo bisogno di persone che agiscano, ma che agiscano con la meritocrazia, perché li abbiamo, dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo aiutare questi ragazzi a crescere anche nella sanità. La sanità funziona nel Veneto, ma la sanità funzionava ancora con Tina Anselmi, non a caso una donna che ce l'ha messa tutta. Io me la ricordo, questa donna che ritornava da Roma e andava nel paese ad ascoltare chi l'aveva eletta, chi aveva dei problemi. La sanità funzionava già da allora, non è che funzioni adesso. Abbiamo avuto un'ottima sanità, ma perché avevamo persone preparate, dottor Bottino, anche politici preparati avevamo. Speriamo che ci siano anche adesso. Io ho un punto di domanda, vedremo cosa apparirà prossimamente su questi schermi. Dottor Frezza, vorrei vedere anche questo intervento che lei ha fatto. Abbiamo parlato di udito, di orecchio, andiamo a vedere queste immagini che commenterà il dottor Frezza. Prego, dottor Frezza, cosa stiamo vedendo? Ma qui stiamo facendo una simulazione sull'impianto di nuove protesi osteointegrate di impianti cocleari, cioè per dire che oggi l'ipoacusia è la perdita dell'udito, che può avere vari livelli fino ad essere proprio una totale perdita dell'udito, può essere curata, ovviamente se si fa una corretta diagnosi e anche prevenzione, ma poi la tecnologia, io dico spesso che il settore in cui opero è un settore come gli iPhone, cioè ogni 2 anni cambia, e quindi per noi è importante la formazione. Lì ci vediamo proprio all'interno, questo è un team professionale nostro. E abbiamo a Treviso, nella struttura che dirigo di chirurgia dell'orecchio, utilizzato appunto questi nuovi impianti e device. Così come accenno, se le slide non scorrono, che il tema dell'acufene, quindi del fischio di cui i pazienti, ecco, questo è il team chirurgico, qui vediamo l'orecchio nella sua complessità, quindi la parte dell'orecchio medio, l'orecchio interno. E dicevo, il tema dell'acufene è un tema che oggi a Treviso riusciamo ad affrontare e a risolvere. Abbiamo delle novità importanti, il direttore generale lo sa, e trattiamo i pazienti in maniera nuova e, come diceva lei, multidisciplinare, quindi con l'appoggio di tutta una serie di colleghi che fanno parte del nostro team. Quindi il paziente che ha acufene, quindi fischio all'orecchio, rumore, fruscio, il cuore nell'orecchio, eccetera, va studiato, va fatta una diagnosi e va inserito in un percorso di terapia. Oggi lo quantifichiamo con dei questionari che il paziente ci compila e sappiamo che se ha 5 gradi di complessità, se è un grado 1 o grado 2 è una dimensione tranquilla, se è un grado 3 o un grado 4 lo dobbiamo affrontare, se è un grado 5 è molto importante mettere in campo tutte le azioni per mitigare quel fastidiosissimo sintomo che è il continuo fischio all'interno dell'orecchio. Noi abbiamo dei pazienti che smettono di lavorare, non trovano pace, rischiano una depressione importante. Ecco, tutto questo oggi siamo in grado di controllarlo. Torno un attimo ai device. Avevamo una foto anche che gentilmente il Presidente Zaia ci ha presentato in rete, in cui con questi device, che sono degli impianti retroauricolari, noi riusciamo a risolvere completamente, ecco qui lo vedete impiantato nel cranio, sono interventi semplici, non invasivi, che oggi l'ULS 2 ci consente di fare con grande soddisfazione, e il paziente ritrova l'udito e la serenità, riprende a lavorare, rientra in famiglia. E io ho dei pazienti anche non più giovanissimi che sono ritornati ad essere giovani
giovani grazie a questi impianti che oggi posizioniamo. Certo che Luca Zaia, che poi io conosco, oltre mi permetto di dirlo perché lo conosco, ci sei dappertutto, non manchi da nessuna parte, Luca Zaia, guarda che ci sei dappertutto con la tua fotografia. È una cosa importante, sì, beh, lo conosco da una vita, penso che mi posso permettere anche questo, visto il rapporto che abbiamo anche di amicizia. Come ci saluta, dottore, dopo questa lunga passeggiata che abbiamo fatto assieme, di conoscenza, di sapienza, ecco, di speranza? Anche la sanità è al primo posto, deve essere al primo posto, abbiamo la popolazione che invecchia, che va curata, la denatalità si fa sentire, tante patologie. Cos'è che la preoccupa più di tutto? Come ci lascia? Sì, allora, il messaggio che vorrei lasciare è un messaggio di speranza, no? Perché noi qui rappresentiamo oggi le società scientifiche, e lei ha fatto questo riferimento, molto poco ascoltate, devo dire, sia dalle strutture politiche nazionali sia dalle strutture regionali. Però il know-how della malattia, la conoscenza della malattia, la gestione, il rapporto con il paziente, gli aspetti sociali legati alle malattie, li conosciamo solo noi, che siamo i tecnici, e dovrebbero ascoltarci gli altri. E questo è uno sforzo che noi come società scientifiche continuiamo a fare. Però vede, quando si organizza un congresso, sia esso un congresso nazionale o un congresso anche regionale o locale, il politico arriva, fa il suo saluto e se ne va, perché è quella la sua. Invece noi vorremmo che si fermasse, che quel giorno che decide di venire invitato a un congresso si fermasse per ascoltarci, per ascoltare le nostre discussioni, le nostre problematiche, su come noi pensiamo di risolverle. Ecco, io mi auguro che su questa cosa della rete oncologica, e il CRAO per carità ci ha già detto che ci ascolterà, perché noi abbiamo delle proposte da fare, perché la cura migliore della malattia c'è poco da fare, non la fanno né le strutture murarie. Poi dopo giustamente Daniele Frezza ha fatto vedere questi impianti nuovi, perché la tecnologia è importante, ma ci vuole testa e manine, e quelle ce l'abbiamo noi. Certo. Sì. Infatti quando parlavo col dottor Gerosa dell'intelligenza artificiale, poi alla fine c'è l'uomo, è inutile che ce la giriamo, alla fine sono le vostre mani che operano, non è che ce ne siano altri. Dottor Bottino si è collegato? Eccolo qua. Come ci saluta, dottor Bottino? Anche lei con la speranza o con che cosa ci saluta? Sentiamo. No, io con la convinzione che qualcosa noi faremo per migliorare il nostro sistema sanitario, quindi noi siamo dei combattenti nati, perché il chirurgo è un combattente, siamo qua e continueremo a compulsare la politica a farci ascoltare, tutto qui. Grazie veramente, grazie dottor Bottino di essere stato con noi, dottor Vincenzo Bottino, presidente di questa associazione chirurghi importantissima. Io sono convinta che dovete fare rete, io dico sempre ai sindaci che sono tiepidi. Ecco, non sono ascoltati perché sono tiepidi, diventate rock, adesso dico voi chirurghi, diventate rock, non siate più tiepidi, abbiate il coraggio di battere quel colpo importante per far capire che voi ci siete, qualcuno deve ascoltarvi, perché siete voi che dovete dare le direzioni, non lo sa la politica, poco, non sono all'altezza della situazione, però se ascoltano imparano. Grazie veramente a questi ospiti illustri che ho avuto, grazie, a fra pochissimo.
immagini bellissime, la voglia di vivere, di esserci, di sperare, di non arrendersi mai. È con noi Moreno Pesce, questo atleta paralimpico. Ciao Moreno, come stai? Ciao a tutti, tutto bene? Grazie mille dell'invito. Grazie. Sempre un piacere Moreno. vederti e sentirti. Guarda che devi venire a Treviso, che devo presentarti Fulvio Marotto. Devi assolutamente, ti aspetto a Treviso. Devo presentarti questo uomo, ho piacere che tu lo conosca, ti aspetto. Senti Moreno, abbiamo visto Cortina 2022, ma cosa mi dici come atleta di Cortina 2025, questo mondo anche delle Paralimpiadi, questi atleti meravigliosi che abbiamo, che sono quelli che portano a casa più medaglie dei normodotati, che ce la mettono tutta nonostante le difficoltà che devono superare tutti i giorni. Prego Moreno. Sì, sono dei bravi ragazzi che ci mettono l'anima e questo è l'importante, è un po' le testimonianze che sono belle da vedere, e perché non c'è un atleta più bravo di un altro. Io non è che faccio una distinzione tra gli atleti che faranno le Olimpiadi e quelli che faranno le Paralimpiadi, perché sono degli obiettivi che ti colpiscono, ti scolpiscono proprio dentro e ti rendono proprio una situazione che ti porta ad essere al limite per cercare di raggiungere il tuo obiettivo. È un sogno vivere un'Olimpiade, noi abbiamo la fortuna di viverla come spettatori, ma anche di averla sul nostro territorio, e spero che tutta la gente che verrà qua veda quanto bella è la nostra regione e le nostre montagne naturalmente. Per quanto riguarda gli atleti, sono sicuro che faranno il 150% di quello che possono fare per cercare di raggiungere il loro obiettivo. Ci sono tanti validi atleti che possono portare a casa delle belle medaglie per la nostra amata Italia, e spero vivamente che vada tutto al meglio. Anch'io sarò parte attiva sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi lì a Cortina, e questo mi fa molto piacere perché comunque sai, è un'esperienza che bisogna viverla, no? Abbiamo la fortuna di averle qui, e quindi perché no? A me non interessa fare tanta polemica o creare problemi dove non ce ne sono. Cerchiamo di vivere il bello di questa cosa che si è materializzata con questi anni, con tanta fatica e tanti sacrifici un po' da parte di tutti, ma che speriamo porti un buon risultato a tutti quanti, ecco. Vedi, delle volte però, Moreno, le critiche servono anche a migliorare le situazioni, perché tu devi vedere anche i rovesci della medaglia, lo dico sempre, non può sempre dire che tutto va bene, dobbiamo migliorare quello che non va bene. E come si può migliorare? Grazie a voi, alle vostre proposte, voi che siete nel campo dei giochi, voi che ce la mettete tutta, l'importanza soprattutto dell'esempio che voi date, specialmente con lo sport, questa disciplina che può salvare molti giovani, ma si fa poco perché si inizia a fare sport dalla quinta elementare, oppure se hai la fortuna, oppure anche dalla terza media. Dobbiamo accelerare, dobbiamo iniziare dagli asili, e come la musica si deve iniziare da piccoli per capire l'importanza dello sport, dell'attività fisica. Tu ne sai qualcosa? Cosa vuoi dire a quelli che ancora non riescono a capire che i giovani li salviamo anche con questa meravigliosa disciplina che è lo sport, che è la fatica, la concentrazione, le regole? Prego. Ho la fortuna di avere una bambina, si chiama Elisa, e anche lei fa sport agonistico. La sport in generale è una disciplina che è una lezione di vita. Il ruolo fondamentale, secondo me, dell'allenatore è quasi superiore a quello della famiglia in determinate situazioni, perché i ragazzi crescono, vedo che la mia, e noi non capiamo, noi siamo quelli che non capiamo. Io rido un sacco, no? Perché mi dice papà non capisci niente, e ha ragione, perché noi non capiamo il suo mondo naturalmente. Però quando parla l'allenatore vedo che è molto attenta, si fa delle domande e si pone dei problemi che cerca in tutte le maniere di risolverlo, creando magari delle sinergie di amicizia con le compagne di squadra. Questo è quello che insegna lo sport, sul fatto che debba essere incentivato la partecipazione, l'adesione alle iniziative sportive da parte dei ragazzi giovani. È una cosa che
la classe politica deve tenere sempre in considerazione, deve cercare di oliare tutti i processi, magari di aiutare dove è possibile le persone che vogliono entrare a praticare queste discipline, non con il semplice unico fine di raggiungere un obiettivo, ma anche con il semplice fare di creare società, di creare condivisioni di opinioni, di compagnie, di scherzi, di sorrisi e di grosse emozioni, perché lo sport regala sempre grandi emozioni. E insieme a questa attività che è fulcro della base della crescita dei ragazzi giovani, ci possono essere anche delle altre cose che potrebbero essere inserite all'interno dei piani scolastici, oppure anche discussi dagli stessi insegnanti di educazione fisica, che potrebbe essere la meditazione, cose che viene tanto blasonata, viene tanto raccontata alle persone quando cominciano a stare male, non riescono a trovare il focus anche lavorativamente parlando, ed invece vengono dite: proviamo a fare meditazione. Questa cosa dovrebbe essere insegnata anche nelle scuole ai ragazzi giovani, perché quando vado a parlare nelle scuole vedo che i ragazzi sono molto attenti a quello che dico. Io cerco sempre di scherzare con loro, perché la disabilità è un gioco, non deve essere un cruccio, non deve essere un problema, però l'attività sportiva che vedo praticata e non nelle classi molto spesso mi lascia perplesso, perché si arriva ad avere delle scuole dove lo sport viene completamente abbandonato, vuoi per l'intensità degli studi, vuoi per poco interesse da parte dei ragazzi, ed invece dovrebbe essere una coccola che ti permette di essere in relazione e in sinergia con gli altri ragazzi, piuttosto di vederli andare in giro per le strade o seduti sulle panchine a nulla. Meglio un po' di sofferenza in campo, cercando di raggiungere una buona forma fisica, ecco. Grazie Moreno per quello che hai detto. Spero che qualcuno ascolti le parole di questo atleta che ha anche una figlia, che è papà, che capisce benissimo questo. Tu papà non capisci niente, perché loro hanno un altro mondo, loro sono molto più avanti di quello che pensiamo, l'attenzione la mettono quando qualcosa li attira, ecco, gli intriga, se no non ti ascoltano. Devi intrigare questi ragazzi che poi diventeranno anche degli atleti se si avvicinano a queste discipline sportive. Saluto anche Luciano Buso, ce l'abbiamo in telefonica, il professor Luciano Buso, lui è un ricercatore scientifico per quanto riguarda l'arte. Professor Buso, intanto grazie, so che lei ha scritto un libro, ma soprattutto vorrei capire, ecco, la passione che l'ha intrigata a diventare uno dei massimi esperti, dei massimi studiosi scientifici per quanto riguarda l'arte. Prego professor Buso, qui stiamo vedendo l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci che lei precedentemente aveva portato. Cosa ci racconta? Prego professor Buso. Buongiorno a lei Mirella e buongiorno agli ascoltatori tutti. Buongiorno. Dunque, sì, allora diciamo la cosa è nata per caso circa un 25 anni fa, quando, essendo io anche un artista e restauratore, mi trovai a restaurare la Venere di Paris-Bordon del 1545, analoga per misure e anche per tipologia a quella della Cadoro di Venezia, del Museo Cadoro di Venezia, e lì durante questo restauro, trascorrendo molte ore, ho capito che vi erano delle scritte, delle cose tutte con i riccioli antichi, scrittura antica, tra le piante ovunque, perché è una Venere in paesaggio meravigliosa. Dunque a quel punto ho messo praticamente in atto quella che è una ricerca scientifica, in questo caso molto approfondita, per quanto riguarda, diciamo, il rilevamento delle scritte segrete che sono presenti in ogni dipinto eseguito dai miei studi dal tempo, persino, si figuri, dal tempo degli antichi romani, quindi all'anno 113 d.C. con gli affreschi di Ercolano, ecco, sino ai giorni nostri. È una pratica antica tacita, diciamo celata,
appositamente dagli artisti per preservare nel tempo i loghi e le loro firme, in quanto non era loro, perlomeno 400-500, ma anche prima Giotto stesso, non era loro data facoltà di firmare, in quanto le committenze, sia fossero della Chiesa o dei signorotti dell'epoca, non permettevano all'artista, che era ritenuto un artigiano, di firmare la propria opera. Ecco, questo non è Luciano Buso semplicemente a dirlo, ma anche la dottoressa con la quale ho fatto il volume Giorgione rivelato nel 2016, la dottoressa dell'arte, storica dell'arte, Maria Daniela Lunghi, che spiegò ampiamente questo fatto. Allora, dicevamo, le ricerche si sono poi susseguite in 25 anni, al punto che oggi siamo arrivati appena dopo la Pietà Vaticana di Michelangelo Buonarroti, che ha avuto un successo e sta ottenendo un successo mondiale non indifferente. È intervenuto il Vaticano, l'assessore al Vaticano, il cardinale Angelo Comastri, e insomma è stato uno studio veramente forte quello sulla Pietà Vaticana di Michelangelo. Dicevo, all'indomani della Pietà Vaticana, quindi che è stata messa in luce la seconda Pietà all'interno tra le pieghe delle vesti della Madonna ruotata in questo caso, dicevo, al di là di quel volume, ora siamo approdati all'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Un celebre disegno, un enorme bagaglio culturale che noi abbiamo la fortuna di avere proprio a Venezia. Ecco sì. Che allora diciamo che la data sinora suggerita per quanto riguarda la realizzazione di questo straordinario disegno è sempre stato, ed è ancora tuttora, finché il libro ovviamente non sarà presentato e prenderà tutte la storia dell'arte che insomma che ne consegue, è stato sinora datato al 1490 semplicemente perché un amico di Leonardo da Vinci, adesso non mi sovviene il nome, nel 1490 ebbe a fare un uomo vitruviano, e quindi anche gli storici che non hanno la capacità, il metodo Buso, sinora si sono accomunati nel dire e nel sostenere che l'opera, quel disegno, sia stato eseguito da Leonardo nel 1490. In realtà questo purtroppo la scienza lo mette in evidenza con i miei studi a grandi caratteri e chiarissimi. Il disegno di Leonardo da Vinci, uomo vitruviano, fu da lui realizzato nel 1513 e lo scrive esattamente lui un po' ovunque nel disegno, veramente, ma anche nella parte scritta, perché vi è nel disegno una parte scritta di pugno da Leonardo stesso, in basso e in alto del disegno. Quindi anche all'interno di quella scritta vi sono le date 13. Chiaramente visibili. E questo ecco, grazie allora, anche al metodo Buso, questo ricercatore con questa passione incredibile. Professor Buso, poi la lascio naturalmente quando sarà pronto col libro, qui sa che abbiamo le porte aperte, sarà un libro importantissimo. Ecco, i giovani, come vedi i giovani con le passioni? Ecco, che passione vede nei giovani nel mondo che lei frequenta? Prego, professor Buso. Ecco, sentivo poc'anzi il vostro dialogo con lo sportivo, ecco, lo sport senz'altro condivido quanto lui ha detto e quanto voi avete messo in luce. Il giovane, per quanto riguarda l'arte, è molto attento. Basti semplicemente vedere anche gli afflussi ai musei. Io ho una figlia che oggi ha 23 anni e proprio da poco con il fidanzatino si sono recati a Roma e hanno visitato in lungo e in largo tutto ciò che rappresentava l'arte. Perché? Perché il giovane ha bisogno di rifugiarsi in qualcosa di tangibile, di credibile, che è anche la storia, in questo caso dell'arte, ma fa parte della storia. Quindi diciamo che per quanto mi riguarda noto che l'afflusso dei giovani, anche per quanto riguarda il metodo Buso, è molto, diciamo, attento e
senza ombra di dubbio, rappresenteranno lo sviluppo in futuro di questo metodo, di questa rivelazione scientifica fatta, diciamo, nei primi albori del terzo millennio. Grazie veramente, grazie al professor Buso di aver fatto questa telefonica con noi per far capire, ecco, l'importanza di dare ascolto a questi giovani che sono attenti. Abbiamo iniziato con questo strumento meraviglioso, con la tromba, con la musica, questo professore che dice i giovani sono molto attenti. Stiamo chiudendo col professor Buso che dice sono intrigati, sono appassionati. Moreno Pesce, andiamo a vedere questo video cevedale, poi commentiamo quello che ha detto il professor Buso, che ringraziamo e salutiamo. Grazie professor Buso, andiamo a vedere il cevedale. Bravo Moreno Pesce, io volevo anche ricordare quel ricercatore che è stato inghiottito dal ghiacciaio, questa passione estrema, ma è una passione, ecco, veramente mi unisco a questo dolore profondo di aver perso questo meraviglioso uomo che cercava di dare anche lui un supporto a quella che è la natura per la comunità, con queste ricerche incredibili. Cosa vuoi dire Moreno Pesce? Complimenti sempre. Grazie, fa sempre piacere rivedere questi video e come dicevi mi associo anch'io alle condoglianze alla famiglia del ragazzo e purtroppo la montagna dà, la montagna toglie, anche durante situazioni che non sono prevedibili e quindi non è che possiamo fargli un processo per quel che è successo, però bisogna sempre stare allerta ed è una situazione che si è generata così, acqua di fusione, porta via, però stava facendo un lavoro, almeno stava facendo quello che gli piaceva, ecco, mettiamola così. Anch'io, come vedi, spesso e volentieri vado a fare i miei giretti in maniera un po' pericolosa se vuoi, però per fortuna scelgo sempre la mia guida, con la mia guida il tracciato da fare e l'obiettivo da raggiungere, quindi solitamente lui non mi mette mai in pericolo, anche se può sembrare che le immagini facciano vedere delle cose che sono impossibili. Io posso solo dire che anche senza una gamba il mondo non è finito per me e spero di durare il più possibile, spero che mia figlia impari che la fatica fa parte del gioco, che la vita è tutto un continuo dislivello come la M del mio nome e quindi bisogna trovare in ogni
forma, anche minima come un granello di sabbia, la possibilità di ritrovare gioia nei giorni, nelle ore di tutti i giorni. Andando per ospedali se ne vedono di cotte e di crude. L'importante è essere col focus e sapere che non è sicuramente un ospedale che dà negatività, perché è un punto di ripartenza, come lo è stato per me quando mi sono trovato chiuso dentro per 11 giorni dentro la sala rianimazione e per 35 giorni poi in reparto a Belluno. Quindi rivedere le immagini degli obiettivi raggiunti con una bella sciabolata o festeggiando con una bottiglia di prosecco mi fa sorridere, perché ripenso ai pianti che anch'io ho avuto quando ho fatto l'incidente e che non davo mai a vedere i miei genitori, perché loro mi avevano comunicato la cosa col sorriso, preoccupato se vuoi, però col sorriso, e io come tale non volevo assolutamente farmi vedere che piangevo. È capitato poche volte che ho pianto, perché ho sempre avuto la fortuna di avere tanti amici attorno che mi hanno sempre fatto compagnia, portato non ero mai a casa la sera, ero sempre in giro, quindi la malattia dell'andare in giro non l'ho mai persa, e quindi ero abbastanza ottimista che in qualche maniera ci sarei riuscito a tornare a fare qualcosa. E ce l'hai fatta. Come Quindi... ci senti, Moreno? Un minuto, perché siamo in chiusura, devo far vedere questo assegno. Ecco, riprenderemo a vedere tutti gli assegni che grazie ai vostri contributi che faremo vedere abbiamo dato, questa speranza, questo respiro, anche se poco, ma un respiro che ti fa andare avanti. Perciò tutte le mattine vedrete gli assegni che grazie ai vostri contributi noi abbiamo dato per farvi, come dice Moreno, respirare. Ecco, bisogna riuscire a respirare, a dare speranza anche a chi non ce la fa più. Come ci saluti, Moreno? Ecco, con quali parole? Con quali parole? Ogni obiettivo raggiunto è solo un traguardo intermedio. Io dico questo, lo dico a me stesso, lo dico a tutti voi e lo dico sempre anche a mia figlia quando pensa di essere arrivata. È solo un punto di ripartenza. Domani bisogna lavorare il doppio per cercare di rimanere lì ed essere sempre col sorriso, perché un sorriso non va tolto mai a nessuno. Quando uno ha un cruccio e vede un sorriso reagisce in maniera completamente diversa. E magari una carezza, una mano tesa aiuta molto di più di un viso imbronciato. Ecco. Grazie a Moreno Pesci. Adesso vi porto con Claudia, andiamo da Claudia a far respirare questa mattina. Inizieremo a far vedere l'assegno che abbiamo portato a Claudia. Ciao, noi ci vediamo domani mattina, vi ringrazio veramente tanto per tutte le parole di affetto che mi avete detto, vi voglio bene, grazie, andiamo a vedere l'assegno di Claudia. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Belluno. Allora voi la conoscete perché Claudia è stata in trasmissione giovedì scorso, però voi non avete visto il retro. Quando abbiamo finito la trasmissione, Claudia era a pezzi. Gli è venuta una depressione che io non riuscivo più a capire cosa stesse succedendo. E lei mi ha detto, io non ce la faccio più, aiutami, e io sono qua. Cosa è successo? Niente, tutta la situazione in sé, per il lavoro e per anche la nostra situazione economica, che non ce la faccio più, non so più cosa fare, da chi andare a domandare aiuto. La vita non è facile. Io ne vedo di tutti i colori, però tu hai la vita davanti. Quanti anni hai? 25. Allora tu pensa, a 25 anni. Non si può essere depressi come eri depressa tu quella sera. Ma tu, Claudia, eri andata in comune? Sì, tante volte. Io chiedevo in qualche modo di essere aiutata per la situazione che avevo, anche un lavoro e così, ma niente, è come se non ci sentissero. Muro di gomma? Sì. Tornava proprio indietro tutto a me, dovevo tenermi le cose per me stessa e era sempre un andare in comune, anche da chi poteva darmi una mano, ma non ricevevo risposte. Mia mamma è epilettica fin da quando era piccola. E anche lì abbiamo domandato un aiuto anche
alle case popolari dove abitano loro per una vasca, cioè un piatto doccia, per far sì che se magari sta male, cioè che non rischi di farsi male, di battere la testa, ma niente, neanche loro non ci sentono, cioè proprio... Andiamo da Alex. Tu Alex invece quella sera hai detto io avevo un lavoretto però purtroppo a giorni lo perdo. Perché lo perdi? Perché non hai voglia di lavorare? No, perché non sei attivo? Perché chiedono? Perché? Perché ho sempre, diciamo, trovato lavori da 2 mesi, 3 mesi, ho sempre cercato di adattarmi, diciamo. E come mai questo lavoretto finisce? Per quale motivo? Perché avevano disponibilità quei 2 mesi là, diciamo. E basta? Sì. Anche se tu sei bravo? Sì. Allora ecco qua l'assegno. Così respirate un po' e non vedo quelle lacrime scendere da questi occhi. Era tanta la commozione, Tanti anni di amarezze forse, Claudia. Alex, tu volevi farmi vedere una cosa, una casa che sta di fronte a voi, che è quella che vi facciamo vedere, cari telespettatori. Allora, cosa ha questa casa? Ci lasciano dentro una trentina di extracomunitari. E queste sono le cose che fanno arrabbiare la nostra gente.